Genoa, il clima come lo senti allo stadio, Vitto? Clima umido, no, sto scherzando. C'è tanta attesa per questo match, tanta attesa perché comunque sia è un match di alta classifica tra quelle che sono le squadre che tecnicamente vengono indicate come quelle tra le più forti del campionato. Ranieri addirittura l'ho detto del Genoa, che è in assoluto la più forte. Chiaramente Girardino ha rimandato un po' al mittente per cercare anche di scrollarsi di dosso le vesti scomode molte volte della squadra favorita che deve rispondere a questo ruolo. Due squadre che si affrontano in un momento delicato, perché per il Genoa sta capitando quello che è già capitato per il Cagliari, di perdere diversi giocatori nel corso della stagione, mentre il Cagliari li sta recuperando, ed ecco dove può essere il trend sul quale dobbiamo puntare: il fatto che il Cagliari in un momento difficile dovrebbe averlo lasciato alle spalle e quindi si sta preparando ad avere l'intera rosa a disposizione e l'intera rosa al top della forma, e questo sarebbe l'ideale per quest'ultimo scorcio di campionato, che chiaramente sarà quello decisivo. Il Genoa invece ha diversi problemi, porta infatti in panchina diversi ragazzi che probabilmente giocano con Alessandro Agostini della primavera del Genoa. Sono ben 2 2004 e un 2005 in panchina, Maturro e Accornero e poi Lipani, dei bambini praticamente portati in panchina per questo match, ma chiaramente bambini interessanti per quanto riguarda il gioco del calcio. Formazioni, andiamo a vederle, con il Cagliari che schierà Radunovic tra i pali, Altare, Dossena e Goldaniga, quindi Altare che ritorna a titolare insieme a Dossena e Goldaniga, Zappa, Rog, Macumbu e Barrecca a centrocampo, quindi 3-4, Mancosu trequartista, Luvumba e la Padula coppia d'attacco. Dovrebbe essere questo il dispositivo, quindi novità da parte di Ranieri, che comincia a divertirsi con la possibilità di comporre la squadra anche sulla base di quelle che sono le esigenze tattiche e tecniche. Quest'oggi ad esempio l'innesto di Altare, soprattutto perché nei calci piazzati c'è da reggere botta sul piano muscolare con quelli che sono i giocatori del Genoa, che andiamo a vedere. Formazione con Martinez tra i pali, Sabelli, Bani e Dragosini sui centrali. Ecco due dei giocatori che bisogna tenere d'occhio sui calci piazzati. A sinistra c'è Criscito, centrocampo con Vogliaccio, Ielgello, Badli e Frendrup, Kuzmonson con Puskas sono i due potenziali attaccanti. Bisogna vedere un po' quale sarà il dispositivo che Girardino metterà in campo, giocatori tutti capaci di interpretare diversi ruoli, con possibilità quindi anche di variare il tema nel corso della gara. E Genoa, che sappiamo già dall'anno scorso, dalla seconda parte del torneo, squadra molto forte in fase difensiva, tant'è vero che ha fatto sulla difesa la differenza soprattutto contro il Cagliari nella sua stagione finora disputata, perché a parità di gol segnati sono i gol in meno subiti dalla Genoa, che fanno la differenza di ben 9 punti in questo momento del torneo. E quindi una partita che si appresta ad essere sicuramente complessa per gli uomini di Ranieri. Claudio, quali sono le tue sensazioni dopo questi due pareggi? Diciamo che hanno lasciato quell'amaro in bocca perché si sapeva che si potevano vincere entrambe le partite. Sì, ha lasciato l'amaro in bocca non dal punto di vista della prestazione sicuramente, ma dal punto di vista del risultato, soprattutto la parità contro il Bari, ripresa poi all'ultimo dall'11 barese, però comunque era importante rimanere agganciati a quel treno. La classifica è molto corta, quindi bisogna crederci sino alla fine. Sicuramente la parità di oggi è una parità molto complicata, perché il Genoa è una squadra molto compatta che, come diceva bene Vittorio, fa della difesa il suo punto forte, e bisogna prestare molta attenzione ai calci piazzati. Ti chiedo una cosa su Altare, Claudio. Torna prima di tutto contro la sua squadra, la squadra che l'ha formato effettivamente, poi torna dopo l'episodio di quel rosso che poi ha caratterizzato la partita di Bari. Quanto può essere importante un riscatto anche tra le mura amiche, sorretto dai tifosi, per un ragazzo che comunque sta faticando a trovare la continuità a saltare dopo lo scivolone. Aveva perso una parte di stagione appunto perché non più in fiducia, chiamiamolo così. Sì, il suo percorso è risultato comunque fino ad oggi un percorso altalenante, che però l'ha visto riprendersi nella seconda parte della stagione, dopo che è stato messo un attimino da parte, anche per calmarsi, anche per togliere magari quell'ansia che lo stava condizionando. E nell'ultima partita Altare ha fatto molto bene il suo lavoro, limitandosi a quello che sa fare meglio, cioè difendere, per poi appoggiarsi a chi sa fare gioco. Quindi vorrei vedere un Altare così, molto duro, molto cattivo sulle loro punte, che sono molto forti, soprattutto Gudmundsson, e appoggiarsi molto
semplicemente, cioè fare il suo lavoro. Effettivamente il Cagliari sta recuperando, come dicevi Vito, tanti interpreti. Quanto potrà essere importante anche la scelta e soprattutto magari una seconda fase di partita? Abbiamo visto Ranieri molto spesso affrontare in modo cauto nella prima frazione le squadre avversarie per cercare di osare qualcosa di più. I nomi panchina si sprecano tra Nandez, ma anche il ritorno di elementi importanti dal punto di vista dello spogliatoio come De Iola e Pavoletti. Quali sono le tue impressioni contando queste premesse, Vito? Sono settimane che dico che il valore del Cagliari si vedrà nel momento in cui recupererà tutti i giocatori, e che il fatto che stesse riuscendo a tenere botta con la rosa risolta all'osso e con giocatori giovani che avevano l'opportunità di fare esperienza era tutto un valore aggiunto. Ranieri è stato molto bravo a superare quel periodo, valorizzando poi, cogliendo l'occasione per riuscire, approfittando appunto, addirittura approfittando delle assenze, per poter trovare qualcosa comunque di utile e costruttivo. È sempre nello spirito positivo che ha caratterizzato il tecnico anche nel momento difficile, anche quando sapeva che ciò che diceva in conferenza stampa era vero a metà, tipo il fatto che non si sarebbe sentita l'assenza degli attaccanti nel match scorso contro il Venezia. Purtroppo questa assenza si sentita in come, ma non poteva certo dichiararlo nel prepartita, perché lo spirito, l'ammirazione e lo spirito è portato sempre a fare in modo che ci sia ottimismo, che i giocatori credano in quello che fanno e che soprattutto credano nella possibilità di migliorare il loro rendimento. Speriamo davvero sia questa l'occasione per dimostrarlo, tutto questo attaccamento, questa voglia che devono avere i giocatori in campo. Si torna tra le mura amiche, bisogna tornare a trionfare, perché poi effettivamente è vero che la classifica è molto corta, Claudio, ma al mezzo trotto, anzi un terzo, si arriva molto più lenti all'obiettivo. Sì, assolutamente. Secondo me con tutta la rosa a disposizione come ce l'abbiamo quasi oggi, perché i nomi si sprecano poi in panchina, potresti avere due formazioni praticamente che poi si sprecano perché siamo stati abituati male. Esatto. Quindi da oggi si può veramente riniziare quella rincorsa verso l'obiettivo che si è dichiarato inizialmente. Non c'è da fare altri scivoloni, chiaramente, ma ripeto, dal punto di vista delle prestazioni non mi sento di rimproverare nulla alla squadra. Vorrei fare un appunto su quello che ha detto Vittorio su Ranieri. Ranieri ragazzi è un fenomeno da quel punto di vista della gestione del gruppo, è una roba imbarazzante, cioè sarebbe da prendere un quaderno e prendere appunti su ogni sua conferenza stampa. Assolutamente. Vito, vuoi aggiungere qualcosa? Ma penso che il pensiero sia comune. Ma assolutamente sì, ma devo dire che è una saggezza che lui aveva già da giovane e che poi chiaramente ha affinato con gli anni, con l'esperienza, andando a capire ancora di più quello che comunque era una tendenza. La tendenza di Ranieri è sempre stata quella di responsabilizzare i più anziani e di incoraggiare i più giovani, ma con bastone e carota talvolta con i giovani, sapendo che devono trovare un equilibrio nella gestione proprio di diversi momenti attivi, e quindi tentava di frenare quando l'entusiasmo era troppo e tentava di rilanciarli quando l'entusiasmo andava sotto le scarpe. Una grande capacità di fare i calciatori, di fare in modo che questi calciatori potessero valorizzarsi e potessero diventare utili alla causa. Con gli anziani invece grande senso di responsabilità, quasi li nominava il suo braccio destro, chiamiamolo così, all'interno dello spogliatoio, perché la filosofia che lui portava potesse essere una filosofia che veniva anche controllata da quelli che non si muovono di fiducia. Ed ecco perché poi alla fine l'organizzazione, la squadra, il gruppo riesce a essere quel valore aggiunto che Claudio Ranieri, quando lo ha avuto, ha sempre dimostrato che con il gruppo si può arrivare veramente a grandissimi obiettivi. Io colgo la palla al balzo, Vito, per sottolineare come il cambiamento di Lapadula sotto Ranieri, perché da giocatore che tante volte abbiamo appunto messo in evidenza il fatto che magari trovasse un'esultanza più personale, è diventato davvero il leader di questo gruppo e sta, almeno dalla foga che mette in campo, sta dando i risultati sperati. Sì, assolutamente sì, pensavo per Claudio la domanda. No. Ed è stato anche in questo caso è stato un artista il giorno che gli ha consegnato la fascia di capitano. Sapeva che in quel momento non aveva un altro capitano che poteva restare per 90 minuti in campo e si è organizzato, a mio giudizio si è organizzato il teatrino insieme a Mancoso, l'ha coinvolto,
probabilmente ha detto Mancosu, io dirò questa cosa che volevo nominare te, ma lasciala passare perché mi serve per la strategia della squadra. Ecco cosa intendevo quando parlavo di braccio destro, di giocatori più esperti che vengono coinvolti. In quella che poi è un copione che viene seguito per fare in modo poi da ottenere il risultato. In quel caso il risultato era possibile la Padula non solamente esaltato per quello che fa per se stesso, ma gli si diceva tu puoi essere il simbolo di questa squadra, quindi assumiti la responsabilità di essere il leader di una squadra e non il leader di se stesso. Assolutamente, un cambiamento lampante quello di Gianluca Lapadula in queste ultime uscite, davvero anche dal punto di vista caratteriale un salto di qualità incredibile. Ci salutano come sempre i nostri ascoltatori. Alessio ci scrive il suo Forza Casteddu, classico con cui non si può partire, anche Manuel da Cagliari che ci scrive Forza Cagliari. Noi siamo pronti a immergerci, non vediamo l'ora di commentare questo Cagliari-Genoa, ma prima lasciamo un attimo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente collegati dalla Corte del Sole a Suon di Gol, pronti a seguire Cagliari-Genoa. La partita sta per iniziare ancora una decina di minuti prima del fischio iniziale, prima poi di passare anche la palla a Vittorio Sanna successivamente per la cronaca diretta. Vittorio Sanna, a cui vorrei chiedere una cosa. Prima abbiamo parlato di leader, uomini della squadra, soprattutto Mancosu che da quando è tornato è stato sempre una scelta costante nelle formazioni di Ranieri e che oggi starà dietro una coppia dinamica come Luvumbo Lapadula, che nella prima parte in più occasioni aveva fatto vedere delle buone qualità. Quanto pensi possa ispirare il genio, perché così vogliamo chiamarlo, quello di Mancosu, davanti a queste due mini impazzite, Luvumbo e Lapadula? Secondo me sarà il protagonista della partita insieme a questi due giocatori, perché giocheranno il suo ruolo. Si è sacrificato a fare anche la prima punta nel match contro il Venezia, oggi giocheranno il ruolo di trequartista dietro le due punte, saprà dove inserirsi, saprà come servire i compagni, saprà essere il Mancosu che abbiamo riscoperto dopo tanti anni, che avevamo perso di vista e che non ci eravamo quasi accorti del fatto che nel frattempo era cresciuto in modo esponenziale. Noi abbiamo lasciato andare un ragazzino e ci siamo ritrovati uno straordinario campione, e secondo me ha ancora tanto da dare a questa squadra. Lo ha dimostrato la prima partita che ha giocato, lo ha dimostrato le fasi successive, e secondo me il sogno, perché lui è uno che segue i suoi sogni, è quello di riportare immediatamente il Cagliari in Serie A. Speriamo che questo sogno si realizzi per Marco Mancosu. È davvero un giocatore che ha dato un plus al Cagliari da quando è tornato a far parte delle formazioni titolari. Claudio, invece ti chiedo un altro dubbio che mi sorge in formazione, perché abbiamo Barrecca sulla sinistra, un'altra bocciatura per Paolo Azzi. Pensi che sia più una scelta volta ad avere un esterno col piede che può cossare, o dal punto di vista proprio delle prestazioni Barrecca forse sta assicurando un po' di più?
Forse la seconda, secondo me Barreca ti assicura quella prestazione di cui hai bisogno, soprattutto con una squadra di questo tipo, perché io non so come è messo in campo il Genoa, però potrebbe essere che invece che avere i due attaccanti potrebbe giocare con Puskás punta centrale e due esterni, di cui uno Gudmundsson che è molto veloce, bravo a saltare l'uomo, quindi può essere anche una scelta non più difensiva, ma quella scelta che ti dà più concretezza e più affidabilità. Copertura, diciamo, anche perché poi effettivamente i due tornanti nascono come dei terzini a difesa 4, entrambi, sia Zappa che Barreca. Esatto. Vitto, ci siamo quasi, 5 minuti, la carica la sentiamo dallo stadio, com'è la situazione, vogliamo sentire di più, vorremmo essere là effettivamente poi. Sì, c'è da dire che non c'è il grande pubblico, perché purtroppo paghiamo il mercoledì, paghiamo le condizioni meteorologiche che non sono favorevoli in Sardegna. Pensare di rientrare stanotte col ghiaccio addirittura alla neve non è certo un'idea che ci permette di avere tutti i tifosi del Cagliari che arrivano da tutte le parti della Sardegna. Quando si dice che questa terra ha una squadra, ha un popolo e una squadra, è reale, è una cosa reale, perché il Cagliari non è solamente la squadra di Cagliari, la squadra della Sardegna, e da tutte le parti della Sardegna arrivano veramente ogni domenica, ogni partita, per riuscire a riempire lo stadio. Questo giro stadio non è pieno perché abbiamo detto infrasettimanale, con il freddo diventa complicato raggiungere lontano da casa, e lo stadio che può rientrare a tarda notte o addirittura alle prime ore del mattino. Assolutamente sì, allora seguiranno la diretta di A Suon di Gol qua su Radio Super Sound, li informeremo su tutto quello che accade in questo Cagliari Genoa che è pronto, sta scaldando i motori, è pronto a partire. Ci saluta anche Luigi da Cagliari, c'è anche lui a sostenere questo Cagliari. Vediamo invece gli altri match che si giocheranno in contemporanea con la partita dell'Unipol Domus: Bari Venezia, Benevento Sud Tirol, Cittadella Brescia, Modena Ascoli, Perugia Como e Spal Frosinone. Ci sono delle partite che si sono giocate ieri, c'è stata la vittoria esterna del Pisa, è una delle squadre che ci interessa maggiormente perché stava a una lunghezza, adesso è a 4, mentre adesso la Regina è caduta con il Cosenza per 2-1. Cosenza che sembra rivitalizzato dopo la partenza di Larrivée, che no, stiamo scherzando assolutamente, adesso è al Sud Tirol, un'altra delle squadre che sta facendo molto bene, mentre Palermo Ternana è finita a reti inviolate 0-0. Siamo praticamente carichi, siamo là. Vitto, ti volevo chiedere qualcos'altro riguardo anche agli ultimi due infortunati, se così vogliamo dire, Falco e Viola. Falco soprattutto può essere un'alternativa molto utile nel secondo tempo per sostituire un profilo come Lovumbo, che molto spesso ormai quest'anno parte titolare. Sì, ho visto però che Ranieri sta puntando molto anche su Milico. Milico è un giocatore che alcuni anni fa nella primavera del Torino ha fatto veramente bene, era un giocatore che faceva la differenza in quella categoria. Purtroppo non sempre passare dalla primavera alla prima squadra è così facile, passi ad un calcio totalmente differente e questo salto qualitativo poi ti porta ad avere quel calo di rendimento e, se vuoi, di autostima che molte volte è difficile recuperare. Ecco, Ranieri secondo me sa del valore del calciatore, sa del talento del calciatore e sta cercando di ricreare quel clima perché lui possa riprendere a fare quello che faceva nella primavera, con una serenità maggiore, con una consapevolezza maggiore. È una delle grandi difficoltà del nostro calcio, quella di tenere i giovani un po' troppo lontano dal calcio giocato, dal calcio che conta, e tenerli per lungo tempo nella primavera, quando invece secondo me questo dovrebbe iniziare a masticarlo fin da quando hanno 16 anni, non necessariamente quando ne hanno 19-20, perché poi non sempre a 19-20 ti sembra di avere il tempo poi per recuperare un eventuale crollo, anzi hai bisogno forse di diventare calciatore professionista e magari ti accontenti di stipendi che arrivano dall'altra parte. Non insegui più il sogno, ma insegui il comfort, la possibilità di avere almeno uno stipendio, una sistemazione, perché quella ti sembra di poter conseguire e ti sembra che il sogno sia troppo lontano. E tanti sono i giovani che oggi nelle scorse partite sono scesi in campo per il Cagliari. Uno tra tutti, Claudio, non è il più giovane della squadra, ma comunque è un ragazzo di 24-25 anni, Makumbu, si sta comportando molto bene. Diciamo che per lui c'è stata la promozione, perché effettivamente tra tutti i possibili esclusi è stato scelto lui in questo centrocampo a 4.
Sì, assolutamente, sembra quasi un veterano a vederlo giocare, ha delle capacità mostruose sia in fase di non possesso che in fase di possesso, e da quando è arrivato il mister Ranieri si è messo anche lui di più a disposizione della squadra, a disposizione dei compagni, si sta sacrificando di più, quindi magari viene meno all'occhio la sua qualità tecnica, ma risaltano le sue qualità caratteriali, le sue qualità sul posizionamento, sull'aiuto proprio concreto alla squadra. Sono molto contento per questo ragazzo perché è un piacere vederlo giocare. E aggiungo, io sono rimasto particolarmente colpito nelle sue prestazioni dalla sua capacità di scelta, perché ogni volta trova il passaggio più utile in quella determinata situazione, senza poi effettivamente avere anche un cenno di fatica nel compiere il gesto. Vitto, sento le trombette, stiamo iniziando praticamente. No, stanno vedendo il torrone. Come? Pensavo avessero cambiato il fischio dell'arbitro. Si stanno schierando in campo. Perfetto, allora ci sentiamo tra pochissimo, Vitto, perché andremo a collegarci quasi subito con la partita. Le squadre stanno stringendo la mano, stanno lanciando le monetine, noi invece facciamo quello che ci riesce meglio per iniziare la nostra partita, ovvero mettere il nostro inno. Alza il vento sulla terra, soffia chitarra sui blu, di corazza di quattro mari, con sguardo fiero e forza antica. Cagliarina nostra patria, Il nostro inno, come sempre, il preludio all'inizio del match del Cagliari, che è partito subito con il Genoa a battere la prima palla della partita, una partita sicuramente molto tesa. Claudio, ora siamo qui e indoviniamo cosa facciamo quello che ci piace di più, andare a vederci le nostre statistiche, perché sono fondamentali, giusto? Direi la cosa più importante della serata, la cosa più importante, le tue statistiche, le mie le statistiche, incredibile. Precedenti con il Genoa, 73 totali, 27 vittorie, 19 pareggi, 27 sconfitte. Sì, Claudio, siamo completamente in equilibrio contro il Genoa. Invece in casa abbiamo il favore, perché in 37 incontri 21 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Un Cagliari che si appresta a essere diretto da un arbitro di eccellenza, di tutta eccellenza, perché c'è Valeri oggi al fischietto del match. Arbitro Valeri della sezione di Roma ha diretto il Cagliari 24 volte, in cui sono arrivate 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, mentre il Genoa è stato diretto dal direttore di gara laziale 17 volte, 3 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte. Diciamo che non si trova benissimo neanche il Genoa con il direttore di gara romano. Ultima partita del Cagliari diretta dall'arbitro romano proprio contro il Genoa nel campionato scorso, terminata 1-0 per il Grifone. Cagliari che è partito subito in avanti, ci ha prova velocemente questa transizione in verticale, giusto? Anche sì, l'ha fatta benissimo. La difesa del Genoa si è mossa malissimo, e se Luvumbo con questa palla se avesse messo questa palla un pochino più lenta, la Padula si trovava fuori dall'area completamente solo. La difesa del Genoa stranamente si è mossa veramente male. Sì, anche perché era una palla abbastanza casuale e la Padula si è trovato non in fuorigioco senza averlo cercato effettivamente questo scatto, perché poi ha sbagliato il tempo, ma il difensore non è rientrato in tempo. Vedremo un po' come si comporterà la retroguardia genoana da qui al termine del match. Un Cagliari che comunque tenta subito vie verticali, non si risparmia, non gira la palla, vuole aggredire questa partita così importante da giocare davanti al suo pubblico in questa fredda notte di mercoledì. Siamo a metà settimana e andiamo subito a sentire il nostro Vittorio Sanna per scaldarci.
3 minuti e 08, 0-0 il punteggio, il colpo di testa di Lapadula non parte. In questo caso Luvumbo, la palla è giocata dal Genoa in fase difensiva con la chiusura di Barreca, ma anche con il fallo di Barreca ai danni di Sabelli. Genoa che ha tentato immediatamente di prendere possesso del centrocampo, Cagliari che aspetta ma riparte immediatamente chiudendo i varchi e non pressando sui difensori, lasciando che siano loro a giocare il pallone e non andando a pressare sui difensori per far arrivare il pallone invece ai centrocampisti. Ancora Genoa che ruota con il pallone tra i piedi nella fase di difesa, il pallone che in questo momento gioca a Vogliacco, lo dà a sinistra, il controllo e poi il passaggio alla ricerca di Puskas addirittura in posizione difensiva. Ha detto bene Claudio quando ha detto due sono i trequartisti, diciamo, e la punta avanzata è Puskas, attenzione al lancio sullo Vumbo, lo scavalca il pallone, il tacco involontario arriva ma in fuorigioco, arriva alle sue spalle Zappa, ma la posizione di Luvumbo è irregolare, quindi il colpo di tacco non voluto è stato del tutto vano e l'azione è stata interrotta per il calcio di punizione in favore del Genoa. Genoa schierato con maglia bianca, colori rosso-blu trasversali, molto bella la maglia del Genoa, tutto il resto bianco, e Cagliari invece con la tradizionale divisa rosso-blu. Pallone giocato ancora dai giocatori ospiti, dai liguri, col pallone che ritorna ancora a Vogliacco. Vogliacco la gioca centralmente, dove è sceso sulla linea di difesa Badley per tentare di avere il pallone perché altrimenti non gli sarebbe stato servito. Retropassaggio con Mancosu che è andato in pressing e Martinez che se l'è vista brutta, recupera Rog, la palla per Macumbu che tenta di proteggere il pallone, arriva Rog al supporto, riesce a gestire il posto di palla, è andato vicinissimo al contrasto Mancosu con Martinez, mentre ora sbaglia il lancio, il taglio, in questo caso Goldanigra, e cercava dall'altra parte il movimento di Barreca. 5 minuti trascorsi, 0-0 il punteggio, la rimessa con le mani per il Genoa, zona di difesa, Sabelli se ne incarica, Cagliari che adesso presidia il centrocampo, non dà spazio ai centrocampisti, Badoli che riceve di prima, va a cercare Puskas, subito raddoppiato, la palla ritorna a Badoli che alza la testa, cerca ancora un'incursione, stavolta è in chiusura invece Goldaniga su Gudmundsson, pallone verso Mancosu, il colpo di testa, ribatte Dragusin, riesce, anzi dava di Bani che allarga a sinistra, riceve ancora, è pressato da Mancosu che gli toglie nettamente il pallone per Rog, ha tornato l'avversario, scodella bene, verso destra, prolunga a sua volta per Luvumbo, il dato di Zappa per Luvumbo che non riesce a partire e poi la spinta ai danni della Padula per l'arbitro non c'è e quindi azione che prosegue con il retropassaggio per il portiere Martinez. Ha già appoggiato per Bani che mette in fallo laterale perché Bani ha qualche problema, ha preso probabilmente una botta al naso e con questo freddo non è certo la cosa che auspico o che auguro ai miei amici, e invece ritorniamo in studio per prendere un po' di calduccio. 6 minuti e 05, 0-0 il punteggio, la linea che torna a voi Andrea e Claudio. Eccoci qua col tepore dello studio, siamo tornati. Hai acceso l'aria condizionata? Non l'ho accesa, ma si sta talmente bene in questo studio che non c'è bisogno. È un Cagliari che è partito comunque a 1000 con Mancosu che ha voglia di mangiarselo il portiere avversario. Il Cagliari che è partito veramente forte, molto aggressivo, è un Genoa che quasi non si aspettava questo ingresso del Cagliari così, perché c'è la difesa, veramente la linea difensiva del Genoa che si sta muovendo malissimo, non sanno quando accorciare su una delle due punte, chi accorciare, se prendere la Padula o Luvumbo, che si stanno muovendo molto bene, e in due occasioni con un po' di pazienza in più potevamo andare in porta veramente diretti, quasi troppo semplice, forse anche quando da giocatore ti trovi delle situazioni del genere fai fatica a leggerle, perché c'è stato un fermo immagine dove c'erano i giocatori del Genoa completamente fuori posizione, dentellati li definirei. Esatto, bravissimo, sì. È proprio dentellati i giocatori del Genoa. In quella, tra l'altro, nell'azione che stava descrivendo Vittorio col tacco involontario di Luvumbo, effettivamente poi c'era un po' di dubbio perché Luvumbo era giusto con Dragusin che in entrambe le occasioni, con questo fischiato fuori gioco, in entrambe le occasioni era un po' dietro, sta sbagliando molto il giocatore che è di proprietà della Juve, che era stato anche accostato al Cagliari durante l'estate, quindi un giocatore, un profilo molto interessante. Sono iniziate le altre partite di Serie B, ancora nessuno sviluppo utile da raccontare, rimaniamo in tema partita perché effettivamente poi la squadra è
sposta abbastanza bene in campo. C'è Altare che sta facendo quello che deve fare, ovvero il difensore spazza via e non crea tanti ghirigori. Esatto, sì, lo vedi proprio molto concentrato, l'atteggiamento anche la posizione del corpo, lo vedi quando un giocatore c'è in partita ed è entrato subito in gara, e lui oggi sembra avere questo atteggiamento. Buon atteggiamento anche da parte di due centrali di centrocampo, Roga e Makumbu, che stanno amministrando la palla, stanno andando in pressione molto molto bene sia sui loro centrocampisti che sui loro due trequartisti. Attenzione ai loro due trequartisti, perché soprattutto Gudmundsson è un ragazzo che parte sì centrale, ma tende anche ad allargarsi sulla sinistra. Assolutamente. Intanto abbiamo rivisto una situazione, perché qualche istante or sono il Genoa ha provato a guadagnarsi un calcio di rigore in modo abbastanza plateale, e secondo me ci poteva stare anche un giallo per simulazione, perché effettivamente Dossena gli passa a fianco e il giocatore sviene in aria mentre l'arbitro gli intima di rialzarsi il più in fretta possibile. Un Genoa che attacca in modo un po' confusionario, ma ci tenta soprattutto con delle palle lunghe a cercare la sponda, ci si affida molto alla punta centrale per trovare le soluzioni, anche perché poi da dietro a calciare hai due giocatori molto offensivi. Sì, Puskás è un ragazzo di 1,90 m quasi, è un ragazzo che ha fatto, se non sbaglio, 18-20 partite con soli 3 gol, e questo ti dimostra che comunque lui è messo lì per dare l'opportunità agli altri di inserirsi, per tenere palla e far salire la squadra, quindi lo stanno ricercando tanto, dato dal fatto anche che il Cagliari sta pressando molto molto bene, non lascia giocare semplice la difesa del centrocampo del Genoa. Vedremo se continuerà così la partita. Noi intanto ci fermiamo un momento per lasciare spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Torniamo in diretta a Suon di Gol qui per seguire Cagliari-Genoa. Purtroppo probabilmente c'è già una brutta notizia, perché sembra essersi fatto male Rog, Claudio. Sì, su un'azione di qualche minuto fa, non so se ha girato, allungato male, ma infatti secondo me chiederà il cambio.
Chiederà il campo. Chiederà il campo, sì. Purtroppo il capitano del Cagliari è ancora sulle gambe. Speriamo non sia davvero niente di grave. Per fortuna sembra camminare, però può essere qualcosa di muscolare effettivamente, perché non è sembrato prendere una botta così forte durante la gara giocata, e di conseguenza probabilmente sarà costretto a uscire. Una grave perdita questa per il Cagliari, Claudio. Ma assolutamente, ma è un grande peccato, cioè perdiamo un pezzo veramente da 90. Aveva anche iniziato la partita molto bene, ma non ho capito la dinamica dell'infortunio, ma nel suo sguardo lo vedi proprio triste, perché non è la prima volta, è un campionato un po' dove gli infortuni lo stanno tartassando praticamente. Burrascoso poi il suo passato, sempre col Cagliari, sempre infortunato per 2 anni per il crociato, e di nuovo Rog che è costretto a lasciare il campo, spazio a Kurfalidis, quindi che andrà a prendersi gli onori di gestire il centrocampo al posto del capitano del Cagliari. Vediamo poi, tra poco vi informeremo anche su chi è il capitano adesso della formazione rossoblù. Probabilmente sarà passata alla Padula, avevo visto un gesto simile di Rog. Comunque un Kurfalidis che quindi viene subito chiamato in causa dopo appena 13 minuti. Come può impattare sulla partita, Claudio? Ma sicuramente bene, l'atteggiamento che ha Kurfalidis in ogni partita giocata è stato sempre positivo, sia quando è subentrato sia quando ha giocato titolare. È un ragazzo che dà l'impressione di non sentire quella pressione negativa, ma anzi dà sempre il suo aiuto alla squadra. Anche dopo un errore lui ha la grande capacità di rimediare immediatamente, proprio dal punto di vista mentale. Secondo me comunque parte di questa sicurezza che troviamo nel greco è data anche dalla leadership che ha sviluppato in primavera. Capitano per 2 anni, uomo squadre, pilastro nei momenti soprattutto più difficili, che l'hanno fatto crescere molto e l'hanno fatto arrivare al Cagliari con questa determinazione. Cambia risultato in quel di Benevento, nel match tra Benevento e il Sud Tirol, perché la squadra ospite continua a fare bene, in vantaggio col gol di Belardinelli, e quindi Sud Tirol che in questo momento, secondo la classifica, con risultati che dovrebbero rimanere così, è a 44 punti. Davvero impressionante il campionato che sta facendo. Poi anche un appunto a Monitor Rog prima dell'uscita, perché per un fallo reiterato a centrocampo, ma probabilmente era per avvertire del problema. Sì, ma poco prima si era fatto male. Adesso Tirol quindi non ha segnato Larry. Pensavo anche io ci avesse zittito così, proprio sarebbe stato col segno nei tuoi confronti. No, ma io li voglio bene a Larry. Così. Io gli voglio un bene dell'anima a Larry. Il Cosenza che comunque sta facendo davvero bene in questa seconda parte. Sì, gol di Belardinelli al 12esimo. È iniziata anche un altro match, questo dal punto di vista internazionale. Arsenal e Everton hanno dato il calcio d'avvio alla loro partita. Seguiremo anche questo risultato, sai, non si sa mai, bisogna essere informati su tutto, giusto? Sì, strano che non hai detto qualche partita spagnola strana. Non ci sono oggi, sono le premesse, Getafe, Cadiz, sono belle, andiamo poi a trovare anche tanti campioni. L'altro giorno ci siamo divertiti con Francesco perché c'era una partita che hanno segnato Murichi e Braithwaite in continuazione, e quindi ne avevamo appena parlato di Braithwaite come uno di quelli che è strano che abbia fatto questa carriera. Hanno segnato 2 gol. No, ma poi soprattutto hanno segnato 2 che hanno un destino comune, diciamo così. Un Cagliari che comunque dall'infortunio di Rog è un po' frastornato, se così vogliamo dire. C'è un po' meno sicurezza nelle azioni, in ciò che si apprende. Sì, come una fase quasi di assestamento. Partiti molto forte e dopo l'infortunio ci siamo un po'... ci serve un attimino di assestamento per rimettere le carte bene in campo. Non che il Genoa stia facendo qualcosa di particolare, perché comunque in fase difensiva stiamo agendo molto molto bene. Sì, è un Genoa che quindi in questo momento sta avendo un po' più di offensiva della squadra rossoblù, che soprattutto con le sue punte marcate molto strette, è asfissiante comunque la marcatura della difesa genoana, che starà molto attenta ai movimenti
movimenti di Lapadula, che sappiamo essere, Claudio li ammira a ogni puntata, gli movimenti offensivi di Lapadula senza palla possono essere letali e possono far male all'ennesima ex squadra del giocatore peruviano. Sì, assolutamente. Tu inizialmente hai parlato giustamente dell'atteggiamento di Lapadula. Lui è migliorato, ma è quasi tornato ai suoi standard quando ci ha fatto vedere delle grandissime cose. Lui, oltre a fare la parte di aggressività, cioè fare il primo difensore del Cagliari, fa anche dei movimenti che veramente sono da far vedere ai ragazzi. Nella stessa azione del primo minuto ha fatto un movimento, per quello non è stato preso dalla linea difensiva del Genoa, un buon movimento da andare incontro per poi defilarsi dietro le spalle. Sono movimenti innati e allenati, però il senso lo deve avere innato, ma l'allenamento ci deve essere e deve essere costante. Ci immergiamo di nuovo in questo match, andiamo da Vittorio Sanna. 19 minuto, 18-10, il colpo di testa di Dossena, quello ribattuto poco fa. Martinez ha colpito Lapadula, che non è riuscito a stoppare il pallone, non è riuscito quindi a recuperare sul rilancio sbagliato del portiere del Genoa. Genoa che imposta la palla per Puskas, esce Dossena per marcarlo, retropassaggio ancora per Martinez, tocco di prima a vantaggio del 32, si tratta di Fendrup che può portare avanti il pallone. Fendrup che passa da un lato all'altro del campo con una disinvoltura straordinaria, poco fa agiva da attaccante qui sulla destra, pallone ancora giocato all'indietro da Bani per il controllo di Vogliacco che allarga a sinistra, il pallone è controllato ancora dal Genoa che lascia ruotare la palla per vie orizzontali coinvolgendo ancora Martinez ancora per Fendrup, all'indietro per Martinez che è l'uomo dei brividi, dà la palla comunque stavolta molto bene per lo scatto di Iagello su Sabelli dentro, non aggancia per fortuna Fendrup, incontro di Iagello, il pallone recuperato da Altare che è imposta per Kurfalidis che chiaramente si deve ambientare, è entrata a freddo, non è ancora nel mezzo della partita, attenzione al tocco sotto, nel frattempo tentato da un giocatore genovano con la palla che si perde in fondo al campo. Se il Cagliari sta faticando è anche perché il regista è cambiato e aveva iniziato Rog a dirigere il gioco del Cagliari al centrocampo e con l'uscita di Rog è passato Macumbu in questa posizione e Ranieri sta ancora tentando di trovare gli equilibri giusti dopo di partita chiaramente per questa gara di Rog che non ce l'ha fatta continuare dopo un movimento brusco, probabilmente gli ha preoccupato qualche guaio muscolare. Il colpo di testa di Sabelli in anticipo su Barreca, la rimessa con le mani per il Cagliari nella zona di sinistra, Barreca lascia l'incarico in questo caso ad Altare, è pronto Altare a battere dall'indietro all'indirizzo di Dossena che poi dà centralmente per Goldaniga che appoggia ancora lateralmente per Zappa scodella avanti cercando Lapadula, il colpo di testa del difensore, la spinta di Lapadula, il calcio di punizione quindi in favore del Genoa, 21esimo minuto, col calcio di punizione che viene battuto centralmente e con il Genoa che può impostare avendo ampio spazio. Ranieri chiama lo stop, non fa prestare i suoi giocatori, chiede che venga aspettato il Genoa nella linea di centrocampo, pallone ancora giocato verso destra per Sabelli attaccato, il pallone con il tacco servito ancora da Badoli, ancora per Sabelli, il pressing di Kurfalidis che ruba palla, non riesce a servirla poi a Luvumbo che tentava di partire, recupera ancora il Genoa, attenzione, esterno dell'area, il passaggio per il controllo di Iagello, destro ribattuto da Dossena e poi ancora l'intervento di Barreca che allontana in fallo laterale lo stop di Girardino che lascia l'incarico al proprio giocatore Bani per rimettere in gioco all'indietro, il controllo di Vogliacco, non è contento Ranieri che continua a dare indicazioni ai suoi per una migliore sistemazione in campo. Altare dopo il colpo di testa di Dossena, la palla su Luvumbo, il colpo di testa di Luvumbo che si gira, può partire, Dragusin tenta di bloccarlo, c'è il fallo di Dragusin, è il primo calcio di punizione che vale anche un cartellino giallo. Il killer dei difensori Luvumbo, 17esimo cartellino giallo, dovrebbe essere procurato in questo campionato, ha subito aperto la sua danza. 21:36, 0-0 lì nello studio. Incredibile, cioè, ogni settimana è una costante, cioè zitto è come il messaggio di Alessio prima di iniziare la trasmissione, sempre come giusto che sia. Magico Zitto Luvumbo che quindi si conquista un'occasione fondamentale. Dragusin ci sta avendo davvero i sorci marroni, neanche verdi a sto giro, No, perché è imprendibile, nonostante sia quasi la metà dell'altezza di Dragusin, non sai dove va, cioè non riesce a prendere, ha una forza
forza nelle gambe spaventosa, quindi se ne va via. Quindi o gli prendi la palla subito o sei costretto a fare fallo, ed è un giallo molto importante perché uno dei tre centrali difensivi già non si stanno muovendo nella maniera corretta, in più se ne hai uno ammonito diventa complicato. Bisogna continuare a insistere su quel lato. Assolutamente sì, un Zito Lovumbo che quindi continua a essere il giocatore che salta l'uomo di questo Cagliari, tra l'altro anche molto intelligente Zito Lovumbo, perché si è fermato quasi a centrocampo in una zona di campo in cui effettivamente non c'era un grosso pericolo da creare, e si è guadagnato questo giallo perché era evidente il fallo, perché fosse successo e l'azione fosse continuata probabilmente non sarebbe stata neanche ravvisata questa irregolarità di Dragusin. Quindi vediamo un po' questo Cagliari che si sta cercando di compattare, sta cercando di ritrovare le sue sinergie, le sue geometrie, perché l'uscita di Rog è stata la botta in questo primo tempo che ha un po' scombussolato i panni di Ranieri, anche perché è successo dopo appena 6 minuti. Quanto era passato? Sì, pochissimo, assolutamente sì. Sto guardando la posizione di Mancosu. È vero che lui in quella posizione può fare la differenza, lui chiaramente la può fare in tutte le posizioni del campo la differenza, ma quella è la sua posizione naturale. In questa partita non è facile trovare la posizione perché c'è tanta densità a centrocampo, si ritrova i due centrocampisti del Genoa, a volte accorcia un difensore sempre un difensore genoano, e non è facile dargli la palla pulita. Quindi stiamo ancora cercando di trovare la soluzione migliore per far arrivare la palla a una delle nostre tre frecce davanti. Hanno tappato un po' la fonte, mettiamola così, la fonte del gioco offensivo rossoblu, Marco Mancosu, in questa fase di stagione. Sarà merito o sarà dovere di Kurfalidis e Makumbu prendersi questo compito, perché effettivamente magari loro avranno un po' più di libertà, e secondo me soprattutto Makumbu può farci vedere delle cose interessanti in impostazione. Sì, la partita te lo impone quasi. Sì, quindi sia Curfa, che comunque è bravo negli inserimenti, che Makumbu, bravissimo nel portare palla e nel creare superiorità, devono fare qualcosa di più in fase propositiva, in fase offensiva. Sì, una partita chiusa, una partita maschia, come qualcuno la definirebbe, una partita di tensione, perché sono due squadre che si rispettano tanto da questo punto di vista e hanno cercato di mettere le controffensive per qualsiasi occasione, mettiamola così, perché non ci sono proprio gli spazi per riuscire a alzare lo sguardo e magari tentare una giocata un po' più pretenziosa, e per questo poi si cade nella banalità. Esatto, sembra quasi una parità a scacchi, sembra il campo piccolo. Sì, è vero. Però potremmo avere una grossa mano d'aiuto dal loro portiere, perché io non lo so se proprio è il caso di fargli giocare così tanto la palla, perché va sempre a rischiare la giocata, e prima l'ha data nei piedi alla Padula, chiaramente non è riuscito a stopparla, ma bisogna essere, loro devono essere attenti. Esatto. Noi dobbiamo approfittare anche di queste cose, non si può sbloccare magari con le azioni pulite, la possiamo sbloccare andando in pressione sul loro portiere o guadagnandoci qualche calcio piazzato. L'importante è sbloccarle, insomma, come l'ha sbloccata il Frosinone in quel di Ferrara, perché Spal 0 Frosinone 1 al 24esimo, l'assist di Baez per la rete dell'ex Lecce Lucioni, che è quindi ancora un difensore goleador, sicuramente un profilo interessantissimo Lucioni, un giocatore d'esperienza che la Serie B l'ha vissuta e come. Intanto il Cagliari stava rischiando ancora una volta su una disattenzione difensiva, più che altro di reazione genoana, perché anche quello un po' sta lasciando desiderare nello scacchiere ligure. C'è proprio, quando c'è un minimo intoppo a ciò che era stato ricamato, si va subito nel panico, Claudio. Sì, è molto strano per una squadra che ha subito solo 19 gol, seconda miglior difesa, che fanno questi errori quasi banali, e noi possiamo dare al Cagliari l'impressione di poter far male
non quando sta impostando l'azione, ma proprio quando hanno la palla i loro difensori. Sembra che possa succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Sì, vedremo un po' se ce la faranno a farne una totalmente sbagliata, perché ora ci stanno provando con tutte le loro forze, mettiamola così. Speriamo che un errore sia fatale alla difesa del Grifone, perché si sta comportando in modo non compatto, come non ci si aspettava da una formazione del genere. Abbiamo parlato però della prima della classe, che invece sta dando dimostrazione di essere una squadra compattissima, quindi questo Frosinone che fa paura, corre, è difficilmente prendibile in questo campionato di Serie B, in cui quelle appena dopo fanno di tutto per stare là. Sì, quasi si aspettano a vicenda, mentre Frosinone ha preso veramente un'altra corsia. E sono quegli anni, no? Quegli anni che hai un grande gruppo, una grande forza e ti gira tutto nel modo giusto. Vanno ricercate chiaramente le prestazioni, va ricercata la fortuna. Non credo nella fortuna, ma credo che vada ricercata la positività in un'annata. E il Frosinone sembra che sia l'unica squadra, diciamo, ammazza campionato, almeno fino adesso. Sì, intanto vediamo che ci sono anche tanti ex tra le due formazioni, perché soprattutto nel Cagliari pullula di ex Grifone. Il Cagliari vanta, allora, li avevo trovati qua, Claudio, vediamo, ce li abbiamo, eccoli qua. Nel Cagliari Pavoletti, Lapadula, Altare, Barrecca e Goldaniga. Quindi ben 5 giocatori, mentre nel Genoa nessuno della formazione titolare, ma sono Strootman e Pajak. Tra l'altro ne avevamo anche parlato approfonditamente nella gara di andata, può essere un giocatore davvero pericoloso e per ora non è della partita. Un altro invece è Pavoletti, che è tornato la scorsa qualche minuto, oggi potrebbe avere quel minutaggio in più che gli permette di incidere, Leonardo. Sì, assolutamente, anche lui è un giocatore ritrovato col passare del tempo, ha trovato prestazioni positive, ha trovato gol molto importanti, quindi è un giocatore che sicuramente oggi farà parte della partita. Vedremo quando deciderà di scegliere, anzi quando deciderà di schierarlo Ranieri, anche perché una finestra se n'è già andata, ma è comunque un po' maledizione questi eventi che accadono nelle partite del Cagliari, perché ultimamente Ranieri deve sempre rimettere a posto dopo un qualcosa che non era previsto, mettiamola così, deve sempre aggiustare il tiro. Vedremo se l'avrà fatto bene già solo con Kurfalidis o dovrà passare alle maniere forti durante il secondo tempo con le scelte della panchina. Noi intanto facciamo un'altra scelta, ci fermiamo un secondo e diamo lo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il riscaldamento è importante per la squadra e anche per Cifadda. Acquistando una stufa con lo sconto in fattura risparmi subito il 50%. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. In diretta dagli studi della Corte del Sole a Suon di Gol per seguire Cagliari-Genoa. È arrivata un'altra munizione nel match, ma purtroppo stavolta è per un centrale del Cagliari, Claudio. Sì, una munizione molto ingenua. Un po' possiamo anche dire stupida, sì, perché
suo diretto concorrente era a centrocampo, ha scaricato palla dietro e ha fatto l'entrata comunque, e ti ritrovi con un centrale di difesa ammonito. Sono episodi che possono costare molto caro, intanto ti condiziona l'andamento della tua partita e quella della squadra, soprattutto poi da un giocatore da cui ci si aspetta delle giocate di esperienza, deve portare la saggezza nel reparto difensivo come Goldanica. Purtroppo siamo un po' meravigliati anche da questo giallo così infantile, perché poi effettivamente si andava solamente a commettere un dolore all'avversario, era solo quello l'obiettivo. Assolutamente. Un appunto sulla partita, sulla solita partita di Dossena. A me questo ragazzo mi stupisce partita dopo partita e sono contento che stia prendendo anche quella continuità che gli serve, perché lo vedo proprio come leader difensivo in questo momento. Ora come ora sì, se l'è presa, perché poi prima era Altare, poi era stato detto Capradossi, senza nessuna elezione pubblica, ma comunque si vedeva dalle scelte soprattutto a livello di fiducia. Poi anche Capradossi ha dato qualche incertezza e si è virato su un Dossena trovato da Pisacane in particolare, che se non sbaglio è stato il primo a metterlo in campo, e da quella partita in poi Dossena non se n'è più andato, come noi invece non ce ne andiamo mai da ascoltare la partita con Vittorio Sanna, da cui diamo la linea. 34esimo minuto, con Dossena che manda avanti il pallone nella zona di Luvumbo, il colpo di testa all'indietro, va la Padula, ancora un colpo di testa, Luvumbo recupera il pallone, entra in area, Luvumbo si allunga la palla e la mette in calcio d'angolo Vogliacco. Valeri come sempre arbitraggio sporco, perché il pallone è stato conteso con una serie di scontri, alla fine ha deciso di far continuare Luvumbo, da lì è nato il tentativo che ha mandato poi palla in calcio d'angolo con Vogliacco. Luvumbo ha scoperto la palla, l'ha mandata avanti e ora il calcio d'angolo dalla destra di Martinez, tutto pronto per lo spiovente, parte il cross all'interno, il colpo di testa da allontanare, Kurfalidis che scoppa, tenta il tiro, la palla è ribattuta nella zona in cui c'è Makumbu che va a recuperare il pallone. Ho visto qualche segnale strano di Lapadula, continua a discutere con i suoi attaccanti Ranieri, li chiama quasi al rapporto, e Lapadula più volte non ha risposto al richiamo di Ranieri, e ora è stato spostato da quest'altra parte Luvumbo, a cui chiede probabilmente di fare un prestito particolare quando imposta il Genoa. Nel frattempo il pallone è giocato ancora dal Cagliari, il lancio a cercare Lapadula, stila il pallone per Mancosu, interno dell'area, ancora Mancosu che cerca di liberarsi, si alza la bandierina per la segnalazione di fuorigioco, probabilmente in partenza di Lapadula sul lancio lungo. Tutto questo lo siamo al 35esimo, Genoa che è già battuto, avanza nella zona interna di sinistra con Dragusin, porta ancora avanti il pallone, tenta il lancio verticale alla ricerca dello scatto di Iagello. Dobbiamo dire che anche il Genoa non sta più giocando bene come prima e il Cagliari sta salendo piano piano in cattedra. Barreca che porta il pallone, arriva fino alla metà campo, dà a Luvumbo che non riesce a partire, il pallone è mandato in fallo laterale. Adesso Ranieri se l'è giocato a destra su Sabelli, Luvumbo magari vuole fare ammonire un po' tutti prima di trovare il rosso che può servire a giocare con l'uomo in più. La rimessa con le mani Dossena, ancora per Makumbu, chiama palla Luvumbo, il tocco è per Mancoso, sempre tra le linee, allarga a destra per Goldanica che si propone, Goldanica che può andare al cross, non finta, dà all'indietro per Makumbu, c'è Kurfalidis, Makumbu va su Kurfalidis che però è troppo stretto, va a cercare a destra un compagno, grandissimo Mancoso, ruba palla, va al cross all'interno, il pallone viene calciato in fallo laterale, un fuoriclasse. Mancoso è andato a recuperare il pallone immediatamente a crossare, ancora Makumbu, 36esimo minuto, va a cercare ancora Mancoso, va nel dialogo a Makumbu ancora per Kurfalidis, a sinistra per Barreca, c'è lo spazio, poteva andare al cross, Barreca cross all'interno, palla a giro, il pallone è troppo lungo per Zappa, costretto poi a inseguire Zappa che va alla caccia del pallone nel duello con l'avversario. Si tratta in questo caso di Gudmundsson che ridà all'indietro per Martinez, il colpo di testa di Mancosu sul rinvio basso di Martinez che continua a scrivere libri gialli nella sua difesa. 36 minuti trascorsi nel corso
del primo tempo, 0-0 il punteggio. È in linea che torna allo studio. Martinez, sono i jumpscare film horror per i tifosi genoani, effettivamente, perché da sempre causa di spaventi, poveracci. Sì, continuano comunque ad avere fiducia in lui, evidentemente è molto bravo con se non ricordo male si era comportato a dei lampi sbagliano i passaggi, non è buono. Cioè, cosa devi dire? Finché non lo prendi continua a dare la palla, perché anche adesso non è riuscito ad alzare la palla. Poi sono scelte condivisibili o no? Cagliari che sicuramente sta dando più intensità in questo momento. Ricordiamo, a inizio partita, dopo 15 minuti era uscita la grafica al 70% di possesso palla Genoa, mentre ora dobbiamo dire che molto di più il pallino di gioco è dalla parte dei rossoblù. Intanto non abbiamo segnalato prima un tiro in porta davvero interessante del Genoa, molto bravo Radunovic, tiro centrale, ma respinta ottima del numero 1 rossoblù. Nel frattempo il portiere ci ha ripassato la palla. Ci sta provando, è amichevole, ci sta. Faccio una fatica, vabbè dai. Cosa? Dimmi tutto, Claudio. No, non ti fermare. Vedere in una partita di Serie B comunque il portiere di una squadra come il Genoa che faccia queste cose e comunque continui a non capire che almeno potrebbe essere una giornata per il portiere, se rischiano veramente di contromettere una partita. Per noi va benissimo, per noi è alla grande così. Sì, assolutamente, perché poi dai anche molta meno sicurezza alla tua retroguardia, che si spaventa dovendo ricorrere a magari un appoggio indietro e potrebbe commettere un errore maggiore poi al fin dei conti. Un Cagliari che ci prova soprattutto alle fasce, un Genoa abbastanza arroccato, dobbiamo dire, perché sta dietro, aspetta, quando riparte cerca i suoi 3 uomini offensivi che sicuramente hanno un gran valore, però non c'è una manovra calibrata e organizzata della squadra ospite oggi. No, il contrario, negli ultimi 10 minuti siamo saliti in cattedra noi, sia dal punto di vista del gioco ma anche della pressione in avanti. Abbiamo alzato il baricentro, stiamo andando giustamente a pressare portiere e difensori e il Genoa sta trovando in grandissima difficoltà, perché anche quando riparte sono bravi i nostri tre centrali ad accorciare subito gli attaccanti. E 2 giocatori poi rapidi e aggressivi come possono essere Luvumbo e la Padula, uniti a un giocatore con un cuore devastante come Mancosu, possono essere effettivamente la svolta in questa partita. Intanto l'arbitro ha avuto un abbaglio, perché qualche istante or sono c'è stato un cross al centro da calcio d'angolo, il difensore cade a terra, si tocca la spalla e l'arbitro interrompe subito il gioco come se si fosse fatto male alla testa, con palese poi il giocatore genoano con il che si teneva la spalla. Comunque obiettivamente un Cagliari che ci sta provando, e anche in questo angolo concesso era una palla che comunque non era così vicino alla porta ligure, eppure si è scelta questa soluzione, un po' di pressione. Sì, stanno subendo un po' la pressione del Cagliari. Va bene così, perché nel frattempo abbiamo trovato anche più spazi, c'è quasi la ricerca dello spazio per liberare il giocatore come Mancosu, ma anche la corsa di Lumumbo ha dato i suoi frutti, perché loro non riescono più ad uscire facile, c'è quel 70% di possesso palla, anche se poi era possesso palla fine a se stesso, perché poi è arrivato un solo tiro da parte del Genoa. Adesso si è completamente ribaltato, con un Cagliari che sta facendo non un possesso, ma sta andando subito alla ricerca dell'azione pericolosa. Sì, è un possesso offensivo ma non finalizzato al giocare il pallone, ma finalizzato effettivamente a offendere. Intanto è rimasto a terra in quello scontro di cui vi abbiamo parlato in precedenza Bani che tra l'altro sta subendo la pressione degli attaccanti avversari ed è una delle fonti di gioco del Genoa, perché ha una media di ben di 4 palle lunghe riuscite a partita. Quindi quando il Genoa poi effettivamente ha bisogno di cambiare il fronte in maniera rapida, si affida a un giocatore come Bani, che oltre ad aver subito adesso questo scontro sta venendo marcato molto bene da Padula e Luvumbo. Assolutamente, soprattutto la Padula sta facendo un lavoro di grande sacrificio in fase difensiva.
servito poco fino a questo momento, sta cercando più di recuperare quelle palle sporche. Il Cagliari molto intelligentemente la maggior parte delle volte tenta di scavalcare il centrocampo per poi andare a vincere la seconda palla, e lo stiamo facendo molto bene. Sì, è un Cagliari che ci sta provando in questo avvio, però dobbiamo dire sulla Padula, nonostante non gli sia arrivato un pallone, sappiamo che la sua caratteristica principale è proprio quella di colpire alla prima occasione, di essere un sangue freddo, così lo definirebbero soprattutto nella cinematografia. Vediamo un po' come si comporterà uno degli ex. Tra l'altro la Padula alle ex c'ha sempre un rapporto un po' così, perché non si vuole mai troppo bene con le squadre in cui è passato, Claudio. Eppure lui a Genova aveva lasciato comunque un buon ricordo. Non mi ricordo se dal punto di vista realizzativo comunque aveva fatto un buon campionato. Lo andiamo a controllare subito? Andiamo subito a controllare. Sì, intanto il Cagliari è costretto a difendere un po' di minuti or sono. Bello l'intervento difensivo di Altare, se non sbaglio, sul cross da sinistra del Genoa, che ha causato un calcio d'angolo. Vediamo un po' Gianluca Lapadula, perché Gianluca Lapadula poi effettivamente in tutte le squadre in cui è stato ha dato un contributo, anche se non sempre eccezionale, ma comunque importante. Al Genoa 36 partite, 7 gol la Padula. Mi ricordavo molto male allora, pensavo avesse fatto molto molto bene. Sicuramente era quel giocatore che è stato preso per fare la differenza e magari non è riuscito a cambiare. Ma il Genoa l'ha tentato tante volte negli ultimi anni, questa giocata del singolo che avrebbe potuto reggere l'attacco. Penso anche a Pinamonti, a tanti acquisti che ha fatto la dirigenza ligure negli scorsi anni. Una dirigenza ligure che in quest'anno invece sta ottenendo un secondo posto di tutto rispetto, perché il Genoa anche ha avuto il suo momento di debolezza, un po' l'ha anche già avuto con l'esonero dell'allenatore. È una squadra ritrovata che sta collezionando una dopo l'altra dei risultati ottimi. Ha fatto una buonissima scalata da fine dicembre che Gilardino è passato alla prima squadra. Sta facendo una rincorsa molto molto importante, una rivoluzione anche là, un tentare sui giovani, perché poi abbia preso l'allenatore della primavera che ti può far valere tanti ragazzi che possono costituire il futuro della tua squadra. Vi diamo anche una notizia, perché nel match tra Spal e Frosinone al 33esimo aveva raggiunto il pareggio alla squadra di casa, ma il gol è stato annullato, quindi il gol di Prati annullato, si rimane sullo 0-1 del Frosinone. Vi ricapitoliamo gli altri risultati della Serie B e del calcio internazionale che stiamo seguendo. Non c'è tanto da dire, non c'è tantissimo da dire, ci sono effettivamente pochi gol. Bari Venezia 0-0, Benevento su Tirol 0-1, Cittadella Brescia 0-0, Modena Ascoli 0-0, Perugia Como 0-0, Spal Frosinone 0-1. Sono iniziate entrambi i match della Premier League. Arsenal Everton 0-0 al 30esimo, invece al 15esimo siamo con Liverpool Wolverhampton, anch'essa nel risultato di parità. Non si vede nessuno, Claudio. Sono ricordati che si sta giocando anche se mercoledì? Cioè si fa gol? Sì, si deve fare gol. Poi solitamente il turno settimanale è un po'... no, non è quello un po' animoso, sì. Invece questo giro, vabbè, ma abbiamo tutto il secondo tempo, ne abbiamo di tempo. Sì, ne abbiamo di tempo e speriamo davvero di poter sentire l'esultanza di Vittorio Ossanna il più presto possibile in questo match così fondamentale. Vittorio Ossanna che chiamiamo in causa per il recupero del match tra Cagliari e Genoa in questo primo tempo. Ci saranno 3 minuti di recupero che iniziano in questo momento, con Genoa che sta attaccando la palla per Bani che dà il pallone ancora sulla destra per Sabelli ancora per Bani, palla in verticale a cercare in questo momento Iagello, fallo ai danni di Macumbu e calcio di punizione per il Cagliari. Se ne occupa Altare che ha intorno a sé Macumbu che va a cercare Dossena in zona centrale, può avanzare portando palla, allarga sulla destra dove c'è Goldaniga, scatta Zappa, Goldaniga tenta di servire con un lancio lungo,
Zappa va a stoppare, pallone che viene controllato, incrocia con Coufalidis, dà all'indietro per Makumbu che può allargare a sinistra per Barreca. Cagliari che gioca meglio del Genoa in questo frangente, porta avanti palla Barreca, dà palla a Luvumbo che va al cross, palla all'interno con l'anticipo su tutti, rischiando grosso da parte di Vogliacco che manda in calcio d'angolo. È andato verso il pallone ed è stato bravo a colpirlo con il collo del piede. Qualsiasi altro movimento avrebbe creato scompiglio per la porta di Martinez. Angolo per il Cagliari, sta per essere battuto, parte il cross, è basso, la palla passa però ma la trova solamente un difensore del Genoa. Pallone allontanato lontano dove va a recuperare in questo caso Radunovic che stoppa il pallone, aspetta che tutti salgano e poi calcia cercando la Padula che tenta di stoppare, spinto alle spalle per l'arbitro, non c'è fallo neanche stavolta, il pallone è quindi giocabile per il Genoa, il tocco centrale, la palla ancora per Vogliacco, da questi all'indietro per Dragusin centralmente per Vogliacco all'indietro per il giallo Martinez, pallone ancora verso destra per Bani ancora su Vogliacco, fraseggio a ridosso dell'area da parte del Genoa quando siamo al 47esimo, pallone ancora a destra, può impostare la squadra ospite, porta avanti il pallone Vogliacco, cavalca di essere in campo a piccolo trotto, guarda dove sono i compagni, appoggia a destra per Bani che rende ancora il numero 14 che reimposta, quasi un'azione impostata da Bodi, calcio a 5, avanza a Vogliacco, dal centro, è corto, Coufalidis attacca, ma la Padula non serve, ancora Coufalidis, la palla di Makumbu che può tentare di far partire l'azione, è chiuso nella circostanza da Frendrup che è molto bravo, quindi la palla giocata su Mancosu su Barreca su Altare, 48esimo minuto che sta scorrendo, 30 secondi per chiudere l'azione in attacco, il pallone a destra nella zona di Goldaniga che si prepara al passaggio, cerca Coufalidis che va verso il fondo, Coufalidis, il cross basso e la palla che viene catturata da Martinez all'altezza del primo palo e riesce così il Genoa a sbrogliare questa situazione che aveva creato da solo Coufalidis, ricordo è entrato nel corso del primo tempo per sostituire l'infortunato Rog, fa salire Martinez, 47 minuti 55 secondi, non ci sarà tempo oltre, infatti Valeri non aspetta il portiere, è lui che decide e manda tutti a riposo, il primo tempo si chiude con il Cagliari e il Genoa sul 0-0 al termine di una partita combattuta dove aveva iniziato meglio forse il Genoa, il Cagliari ha controllato, ma poi per passare i minuti rossoblu di casa che sono venuti fuori e hanno avuto qualche occasione in più ma senza riuscire a concretizzare il volume di gioco. Milo Studio. Sì, manca l'ultimo passaggio a questo Cagliari perché effettivamente nella costruzione sta facendo vedere delle buone cose, non si riesce a trovare lo spazio libero, Vitto, effettivamente. Sì, effettivamente non si trova lo spazio libero perché comunque le due squadre sono bravissime ad attaccare, a andare immediatamente a raddoppiare le marcature, a cercare di ridurre gli spazi sul portatore di palla, lo fanno in particolare, e anche quando si arriva ad avere il pallone magari all'esterno dell'area, è capitato 2 volte a Coufalidis, o se il letto è pronto oppure il pallone ti capita subito sul piede giusto e la distanza giusta, oppure l'aggiustartelo non ti permette poi di andare al tiro in modo libero, in modo efficace. Dobbiamo dire che è una partita molto chiusa dall'atteggiamento difensivo delle due squadre che su questo piano stanno facendo meglio rispetto a quello offensivo. Assolutamente sì, e sicuramente le occasioni migliori nelle fila del Cagliari sono arrivate tramite gli errori del portiere genoano Martinez, che in questa prima frazione è parso più volte sperduto nella scelta soprattutto del passaggio e in più occasioni poteva complicarsi la vita in maniera davvero grave per la sua squadra e per il continuo del match. Ci fermiamo un attimissimo e poi torniamo a commentare questo primo tempo tra Cagliari e Genoa. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai Spumante Brut metodo classico e la Tigna, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it.
Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. In diretta dallo studio per commentare la prima frazione di Cagliari-Genoa, una partita iniziata con il Cagliari arrembante che però si è un attimo fermato quando ha visto il suo capitano Marco Rog chiedere il cambio e quindi avere questo imprevisto nei primi minuti, un'entrata di Kurfalidis che inizialmente è stata un po' torbida, se così vogliamo chiamarla, ma poi successivamente ha trovato un po' più quelle sicurezze che hanno portato anche il Cagliari stesso a distendersi meglio e a offendere di più. Quanto pensi possa essere importante avere tutti i giocatori vicini per poterci parlare in questo momento negli spogliatoi per Ranieri, per organizzare poi effettivamente di nuovo il suo scacchiere come vuole lui, Vitto? Ma è fondamentale, devo dire che Ranieri secondo me ha lavorato molto e ha ottenuto poco nel momento in cui ha cercato di trovare dagli attaccanti quello che lui voleva. In particolare la Padula mi è parso un po' indisponente nei confronti del tecnico che l'ha richiamato più volte e quasi gli voltava le spalle quando veniva richiamato. Adesso vediamo anche che sta scaldando in modo individuale, sta scaldando Nandez, ma non vorrei che ci fosse qualche idea in merito alla partita proprio da questo punto di vista. Devo dire che, ripeto, la Padula peraltro non si è visto, ha avuto qualche occasione ma non ha fatto sempre quello che Ranieri gli chiedeva e questo potrebbe essere uno degli elementi che potrebbe portare anche a tentare un cambio nel corso della ripresa, anche se rinunciare alla Padula non è facilissimo. Una cosa buona aveva fatto la Padula recuperando un pallone era quello di aver servito Luvumbo, è stato molto bravo in quella circostanza Fogliacco a chiudere la strada, però non so, ho la sensazione che c'è qualcosa che non va, probabilmente anche forse un problema fisico, perché a un certo punto ho visto la Padula indicare quasi l'interno della coscia, ma non ho capito se stesse lamentando per qualcosa oppure se, ripeto, è indecifrabile il dialogo con Ranieri è risultato a miei occhi almeno incomprensibile, cioè non riesco a capire realmente quello che Ranieri chiedeva e quello che la Padula rispondeva. Vedremo come sarà poi l'output di questi discorsi avuti tra l'allenatore e uno dei giocatori che è più in risalto nella formazione rossoblu, una formazione rossoblu che quindi potrebbe riabbracciare subito Nandez, giocatore fondamentale che può dare un'impronta molto diversa a questa partita, soprattutto per la sua capacità di giocare sullo stretto, Claudio. Sì, potrebbe risultare anche fondamentale per quella spinta, quella imprevedibilità che puoi dare. Nel momento stesso in cui i giocatori liguri ti fanno un forte pressing sui tre davanti, soprattutto ingabbiano Mancosu, risultano fondamentali gli inserimenti dei centrocampisti. L'ha fatto nel finale del primo tempo, l'ha fatto Kurfalidis molto bene, l'ha fatto anche lo stesso Mancosu, ma togliendosi, andando via dalla posizione centrale e defilandosi sulla destra. Lo stesso Luvumbo sta andando a cercare posizioni sulla sinistra. Sì, due giocatori immobili che possono davvero essere fondamentali in questo secondo tempo e due giocatori soprattutto imprevedibili, perché questo che ha condizionato le azioni più pericolose del Cagliari, Vitto, Luvumbo è una roba imbarazzante. Sì, costretto a spostarsi lateralmente a sinistra. Ecco perché ti facevo quel ragionamento prima, cioè a un certo punto Ranieri ha chiesto a Luvumbo di venire da quest'altra parte, laddove chiedeva determinati movimenti alla Padula. Ecco da cosa nasce la mia riflessione. Nasce da quella che è stata poi l'evoluzione, cioè visto che la Padula non riusciva o non voleva
fare quel determinato ruolo, Luvumbo è stato spostato da una zona interna a destra a una zona esterna a sinistra, e da questa parte è riuscito anche a creare qualche cross, qualche occasione, qualche movimento. Però ripeto, mi era apparso che precedentemente questo venisse chiesto con maggiore insistenza alla Padula. Sì, vedremo un po', quindi quali saranno le decisioni, quali saranno le scelte, se magari ci sarà già una scelta nell'intervallo di cambiare qualcosa da parte di Ranieri, perché poi effettivamente ciò che aveva preparato è stato preparato e riparato. In secondo luogo, Nandez può essere importante, ma ci vuole effettivamente poi quella spinta offensiva, quella convinzione anche della concentrazione nell'ultimo passaggio, Claudio, per essere determinanti contro una squadra che fa della difesa poi il suo punto forte. Sì, anche se ti dico che non mi sta impressionando questo Genoa in fase difensiva, ma in realtà neanche in fase, per quello che abbiamo visto questo primo tempo, ma neanche in fase propositiva, perché ha fatto un possesso palla sterile, dato dalla grande aggressività del Cagliari, dato anche dal grande posizionamento che Ranieri ha messo in campo oggi. Quindi è una squadra che si può battere, bisogna avere la pazienza di trovare quelle giocate giuste nel momento giusto, magari anche facendo qualche giro palla in più per poi imbucare una difesa che fino ad ora non mi sembra impenetrabile. Sì, è uno degli esperti degli inserimenti è Nandez. Io sto pensando una cosa, Vitto, effettivamente poi se dovesse entrare Nandez al posto di Goldaniga si potrebbe trasformare questa formazione cagliaritana in un qualcosa con una difesa a 4 e magari un po' più di compattezza nella manovra. Ti pare possibile questa scelta? Sì. In un 4-4-2 potrebbe essere un 4-3-1-2 ancora, però e con la difesa a 4, cioè potrebbero scendere Barreca e Zappa a tenere due difensori, bisogna vedere chi, a questo punto Goldaniga è ammonito, quindi penso Altare e Dossena, e quindi avere un centrocampo a 3 con la possibilità di avere anche Nandez tra questi centrocampisti, quindi non è escluso che possa essere anche questa una scelta. Dobbiamo dire che nel frattempo il Genoa sta pensando a sua volta alle contromosse, è stato mandato subito a scaldarsi Sturaro, giocatore di grande esperienza. Sturaro è un giocatore del 93, anche se poi lo conosciamo da tempo, è un giocatore peraltro che può dare al centrocampo una certa incisività e capace anche di buoni inserimenti, quindi da tenere d'occhio. Probabilmente tra quelli che hanno funzionato meglio che hanno funzionato di meno nel centrocampo del Genoa, devo dire che era partito bene Badley, ma poi è scomparso. Chi si è visto veramente poco, anche se poi ha tentato di trovare più zone del campo dove agire, e sta soffrendo. Sì, Sturaro potrebbe essere effettivamente l'equivalente di Nandez, Claudio, perché è dotato di un buon passaggio nello stretto e anche di ottimi tempi di inserimento. Sì, esatto, perché come per noi c'è questo problema della ricerca dello spazio giusto, della zona dove poter far male, lo stesso problema lo ha il Genoa. Il Genoa che non riesce a trovare spazi, i due trequartisti sono stati quasi inesistenti oggi, sia Gudmundsson che Giagelo. Sono stati quasi inesistenti, non si trova spazio, soltanto che la differenza la stanno facendo i nostri tre difensori centrali che hanno agito veramente, hanno fatto una prima parte molto molto interessante. A parte la sbavatura di Goldaniga sul giallo preso al centrocampo, ci stiamo comportando veramente veramente bene, e l'ansia, la voglia di seguire questo secondo tempo continua a crescere a pochi istanti. Vito, com'è la situazione? Stanno per tornare in campo le squadre? Sì, Hernandez è pronto per l'ingresso in campo, quindi praticamente ha levato la tuta e già in divisa per poter entrare in campo in avvio di ripresa. Sono curiosissimo di vedere chi uscirà. I due indiziati, te l'ho detto, potrebbe essere, se attaccante, potrebbe essere proprio la Padula, a mio giudizio, perché l'ho visto anche un po' arrabbiato quando stavo uscendo, non so con chi, e invece in caso di un difensore sarebbe Goldaniga, ma mi sembra strano che possa rinunciare subito a un difensore in questo momento. Ranieri, è molto più probabile che esca un giocatore d'attacco, quindi se non la Padula, non voglio pensare Mancosu, non voglio pensare Luvumbo, mi ritrovo in difficoltà veramente a pensare chi altro potrebbe cedere il suo posto, perché non credo assolutamente che possano essere né Makumbu
né Kulfalidis, i giocatori che possono uscire in questo momento, perché sono i due centrocampisti, a meno che non è un esterno, o Zappa o Barreca. Possibile, in effetti anche Zappa non è stato molto presente in questo primo tempo, ha avuto un po' di difficoltà sulla fascia destra. Vito, ci sentiamo tra pochissimo? Sono arrivate? No, ci sono ancora. Ah, ok, perfetto. Ci sono ancora. Sì, Zappa che ha trovato qualche difficoltà, al contrario di Barreca sulla sinistra. E cosa è stato secondo te che è mancato nella manovra del giocatore che appunto per tanto tempo ha ricoperto il ruolo di terzino destro? Ma non ha trovato sempre l'intesa perfetta, non ha trovato lo spazio per inserirsi, l'automatismo a destra non ha funzionato benissimo, dobbiamo dire, perché non ha trovato l'uomo con cui scambiare. Finché c'è stato Mancosu qualcosa l'ha fatta, però quando Mancosu poi si allontanava perdeva il riferimento. Con Luvumbo proprio non è mai riuscito a dialogare, quindi ecco perché Luvumbo è stato poi portato a sinistra, è un'altra delle possibili ragioni, proprio perché a destra Zappa era un uomo in meno alla fine, cioè, e lo vedevi in chiave difensiva ma non lo vedevi mai andare a spingere. Quando Mancosu si è spostato da quella parte qualcosa in più Zappa l'ha fatta. Sì, quindi Nandez pronto a entrare, Leon ritorna dopo lo stop che l'ha visto lontano dal campo per un buon periodo, è un giocatore che può cambiare il volto della partita, Claudio, il giocatore uruguaiano che quest'anno però manca ancora, soprattutto dal punto di vista dell'assistenza chiave, ne fa tanto lavoro però riesce poche volte a trovare il passaggio vincente, mettiamola così. Sì, è dato dal fatto che si sacrifica tantissimo per la squadra. Lo vediamo correre dal primo al 95esimo, uno di quelli che non molla mai, e quindi molto spesso sacrificato la qualità viene meno. Sto pensando alla posizione in campo nel caso in cui dovesse entrare Nandez, perché secondo me, anche visto la difficoltà dei nostri esterni a spingere, potrebbe anche cambiare, fare e la munizione di Goldaniga e non stravolgere togliendo la Padula, potrebbe anche cambiare e fare veramente il 4-3-3 o il 4-3-1-2. Esce con il numero 4, è uscito con il numero 4 del Cagliari, Dossena, ha sorpreso tutti. Dossena? No, è sbagliato. Dossena in campo. Ok. È Goldaniga, Dossena in campo, è Goldaniga che è uscito. Perfetto. Però è stato sbagliato il tabellone, è stato indicato Dossena, ma il giocatore uscito è Goldaniga. Perfetto, quindi Vito, ci sentiamo tra pochissimo perché le squadre sono ritornate in campo, quindi la scelta, l'esclusione di Goldaniga che è stato colpevole della munizione nel corso del primo tempo, e quindi la scelta di Nandez anche per recuperare quella finestra usata, secondo me, in modo da avere uno slot già utilizzato durante il primo tempo. Nathan Nandez può essere davvero l'arma in più di questo Cagliari che sta cercando di scardinare un Genoa confusionario ma compatto, diciamo così, negli spazi, perché poi effettivamente ciò che sta riuscendo a fare è non far ragionare troppo gli interpreti offensivi avversari. Sì, assolutamente. Il cambio giusto, Andrea. Un difensore centrale ammonito non è fattibile, soprattutto dopo le ultime partite che abbiamo avuto con tante espulsioni, quindi sì, non avrebbe avuto senso. I giocatori ce li ha in panchina, vanno sfruttati, soprattutto giocatori poi come Nandez. Penso che non sia cambiato nulla, ma mi sa che ha messo Zappa un po' più arretrato e Nandez esterno a destra. E intanto anche scelta del Genoa probabilmente peculiare, ha copiato esattamente la stessa scelta per Gilardino, perché è uscito Bani per Sturaro e probabilmente Sabelli e Criscito si spostano sulla linea dei difensori formando una difesa a 4 con Sturaro che agirà a centrocampo, soprattutto penso un ruolo abbastanza esterno, perché Sturaro non ha neanche una corsa troppo lenta, se così vogliamo dire, Claudio. No, è un giocatore che comunque è importante. Non pensavo fosse solo 93, ti dico la verità. Sì, no, anche io. Pensavo fosse più grande, si sente questo nome da veramente
tanto tempo. Però no, sì, è stato fatto praticamente la stessa cosa come ha fatto il Cagliari, stesso modulo e interpreti diversi. Vedremo un po' se gli effetti saranno gli stessi o il Cagliari potrà approfittarne. Intanto vi diamo il risultato della Premier League, perché in men che non si dica l'Arsenal ha segnato 2 reti per appunto i Gunners in casa contro l'Everton. La prima, Bukayo Saka al 40esimo su assist di Zinchenko, e la seconda invece assist di Saka per Martinelli, che quindi fa 2-0. E intanto qualche istante fa è stato dato calcio di rigore al Cagliari per una spinta sì, dovrebbe essere calcio di rigore, è stato dato per una spinta su Luvumbo. Ci dovrebbe essere il check probabilmente per vedere se l'azione, anzi il fallo è iniziato in area o prima. Claudio, cosa ne pensi? Replay mi sembrava fuori area, anche secondo me. Però se è fuori area può essere un cartellino importante. Infatti vedremo un po' cosa deciderà l'arbitro nei prossimi minuti. Ah no, è ufficiale, è fuori area, calcio di punizione. Allora questo è almeno cartellino, signor arbitro. Io non so come dirglielo, ma ha fermato Luvumbo con una spinta evidente all'entrata dell'area, quindi quella ok, il cartellino arriva in un secondo momento, cartellino giallo perché colpito fuori dall'area. Però anche non ha molto senso neanche questo, perché poi il giallo gli avresti dovuto dare anche in area, cioè avresti dovuto ammonirlo dall'inizio. E vabbè, un po' di confusione anche per il signor Valeri. Noi ci togliamo l'indubbio, andiamo. Il tiro a lato di Nandes su una palla vagante all'interno dell'area. Il Cagliari ha avuto l'opportunità per passare ancora sull'iniziativa di Zito Luvumbo, che ha procurato l'ennesima munizione, ma il fallo era effettivamente all'esterno, quindi calcio di rigore che si è trasformato in calcio munizione a munizione. E poi l'occasione, il tentativo di dribbling da parte di Barreca sulla respinta, il tiro al lato di Nandes. Ora il fraseggio, il solito del Genoa, la palla a sinistra per Criscito che va in diagonale, anticipo di Dossena, la palla finisce in fallo laterale. 3 minuti e 48 nel corso del secondo tempo, già tante emozioni in questo avvio di ripresa. Le due squadre hanno fatto cambio speculare, perché anche il Genoa contemporaneamente è passato a 4 come il Cagliari, quindi squadre che continuano a giocare a scacchi anche dalla panchina. Apre il gioco Badri verso destra, retropassaggio a cercare in questo caso Vogliacco, il pressing di Lapadula che si avvicina cautamente, e poi il lancio di Vogliacco, il colpo di testa di Zappa che non arriva nella zona di Nandes, che lo invita alla calma, la rimessa con le mani, la palla all'indietro per Dragusin, da Dragusin all'indietro di Criscito. Ora sia Dragusin che Sabelli sono ammoniti, il passaggio all'indietro ancora per il portiere Martinez, il tocco di prima per Vogliacco a destra ancora, il pallone controllato proprio da Sabelli, lancio avanti, il colpo di testa da parte di Puskas, il pallone è portato nella zona in cui agisce Iagello, il tentativo di affondo con la chiusura di Macumbu, la rimessa con le mani in favore della compagine ospite, se ne incarica Sabelli all'altezza della tre quarti, stiamo a dire il vero, all'altezza dell'area di rigore del Cagliari, ma ripeto, rimessa laterale, passaggio all'indietro col pallone che viene dato ancora a un difensore, ancora all'indietro per Martinez che stoppa, la Padula lo attacca, Martinez calcia lontano direttamente in fallo laterale. 5 minuti e 10 secondi, la rimessa con le mani all'indietro nella zona di Altare che finge il passaggio su Dossena e poi dà all'indietro per il portiere Radunovic che rallenta, c'è Nandes che chiama palla larghissima a destra, il pallone è per Altare, calcia lontano per lo scatto di Luvumbo che lascia rimbalzare il pallone, ancora steso, ancora cartellino giallo, una mitragliata di gialli ogni volta che parte Luvumbo. Ogni volta che parte il cartellino giallo, il terzo della giornata procurato dal giocatore angolano, che è andato ancora una volta a scattare altro calcio di punizione dal limite, terzo difensore caricato di giallo, perché adesso è il turno di Vogliacco, quindi sia Sabelli sia Dragusin hanno il cartellino giallo addosso. Calcio di punizione ancora per il Cagliari, quello precedente Mancosu lo ha calciato debolmente, era andato sulla barriera, Mancosu ci ritenta, con lui c'è anche la Padula, così vorrebbe anche tentarci Barreca, ma è ancora una volta Mancosu sul pallone per tentare il tiro a giro. 7° minuto che è appena iniziato,
seguiamo l'evoluzione di questo calcio piazzato, barriera a distanza, Mancoso sul pallone, il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, anche la Padula potrebbe battere, parte la Padula, non si può guardare perché neanche il mio giardiniere calcia il pallone così. Lì dallo studio. Pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in studio alla Corte del Sole a Suon di Gol per seguire Cagliari-Genoa, una partita che il Cagliari in questo secondo tempo ha cominciato all'attacco, soprattutto con col suo giocatore angolano Zito Lovumbo, che sta davvero spargendo il panico nella retroguardia ligure, mentre la Padula sta avendo qualche difficoltà e anche una scelta nel battere il calcio di punizione non proprio eccelsa. Claudio. Sì, il Cagliari che è entrato molto bene il secondo tempo in campo, ha sistemato altrettanto bene, perché riusciamo a trovare più spazio, abbiamo anche più la capacità di trovare l'uomo libero. Risultano però comunque fondamentali questi calci piazzati. Io non capisco, perché non mi ricordo che la Padula calciasse prima le punizioni dal limite, cioè occasioni nette, occasioni che tu devi sfruttare al massimo, soprattutto in una partita chiusa del genere, chiusa come questa. Poco fa abbiamo rivisto, io ogni tanto mi fermo perché sta succedendo di tutto nel secondo tempo. Sta accadendo di tutto, con una difesa genoana che ci prova in ogni modo a complicarsi la vita. C'era riuscita, gol del Cagliari però annullato subito per fuorigioco, e aveva segnato Nandez dopo una prima rovesciata di La Padula, la seconda di Mancosu purtroppo era in posizione irregolare, con Mancosu che aveva servito Nandez sul secondo palo involontariamente, ma effettivamente la posizione regolare è giusta, è corretta, e il gol verrà annullato. Ci scrive Andrea da Padova: ciao ragazzi, non è che Rog sta cedendo fisicamente, perché il tempo passa anche per lui. Cosa ne pensi, Claudio? No, Rog, scusa, quanti anni ha? Rog dovrebbe avere, adesso vado a controllare, dovrebbe avere 27 o 28.
No, assolutamente, sono quelle annate dove magari non guarisci neanche bene, quelle annate anche sfortunate, quindi fai anche fatica, tanta voglia di rientrare e poi capita questo. Diciamo che fanno parte del calcio, no? Sicuramente non a 27 anni hai questi risentimenti così muscolari, fa parte del tuo fisico. Sì, e quindi non è una questione anagrafica sicuramente. C'è stato un cambio anche nel Genoa, Claudio aiutami, è uscito Giagiello ed è entrato Aps, esatto, Aps, giocatore che nella scorsa stagione, se non sbaglio, militava a Venezia, è un giocatore davvero dinamico, bisogna tenerci un occhio con questa nuova forza data alla formazione genoana. Cagliari che ci prova soprattutto per via la 3, ma anche adesso cosa aveva sbagliato la difesa del Genoa? Un passaggio killer davvero. Sono veramente strano come ha approcciato questa partita il Genoa, a parte un possesso palla, ma proprio nei movimenti, ma anche nell'atteggiamento della linea difensiva. Sembra quasi che non sono abituati a giocare a 3. Di solito Gilardino usava il 4-3-3, oggi ha messo a 3 e dietro, ma non sembrano abituati a giocare insieme, perché il Cagliari sta in questo secondo tempo, oltre a dominare dal punto di vista del possesso palla, ma sta trovando anche delle trame importanti e a volte non trova la contrapposizione della linea difensiva del Genoa, quindi bisogna approfittare proprio di tutto. Ritorno al calcio piazzato battuto dalla Padula, era tutto sbagliato nella posizione di partenza, nell'impatto con la palla. Abbiamo Mancosu che può battere quelle punizioni ed è un ragazzo che ha fatto parecchi gol in Serie A su punizioni, e la sblocchi anche così una partita, soprattutto così. Anche perché tu devi sfruttare le forze che hai in campo. Effettivamente, se hai un giocatore così importante come Mancosu a battere le punizioni, ricordiamo tra l'altro la punizione, se non sbaglio, con l'Inter, che aveva vinto il premio di gol del mese, davvero fantastica. Non si capisce perché debba affidare poi il compito a un giocatore che è sicuramente meno esperto in questo ruolo. Cambio molto difensivo da parte del Genoa, perché entra Aps molto difensivo, più difensivo esce un giocatore come Giagiello, che oggi non ha impressionato, Claudio. No, è stato stretto nella morsa comunque dei centrocampisti e della linea difensiva del Cagliari. Quindi un cambio che ci sta soprattutto per il rendimento da parte dell'allenatore Gilardino, oggi in panchina per la squadra ospite. Intanto ci sono notizie dalla Serie B, poche notizie, ma ci sono, perché il Sud Tirol ha trovato il secondo gol della sua giornata in casa del Benevento. Il gol di Sisse porta quindi il raddoppio della squadra. In questo momento si trova al quinto posto in campionato. Era cambiato anche il risultato a Bari con il vantaggio del Venezia, ma gol che successivamente è stato annullato. Una partita del Cagliari che sta continuando, ci manca davvero quel pizzico, quel colpo, quella chiusura di azione in modo deciso che non lasci dubbi, perché il Genoa i dubbi li sta creando in una maniera incredibile, ma noi non li stiamo sfruttando. Sì, arriviamo spesso nella loro tre quarti, arriviamo spesso nel loro limite dell'area, ma non riusciamo ad incidere, più che altro veramente a trovare quello spunto giusto per mettere la palla in rete. C'è da dire che però stiamo facendo una grande partita sotto tutti i punti di vista. È una partita di Bari di cui abbiamo appena parlato, che ci ha sentito ed è cambiata. Bene. Perché il Bari è passato in vantaggio al 64esimo, gol di Bellomo, e quindi vantaggio della squadra di casa contro una formazione veneziana che nell'ultimo match ci aveva incollato sulle reti inviolate. Intanto aiuto, perché succede di tutto in questa partita, sta animando con un po' di confusione, ma il Genoa sta venendo un po' più fuori negli ultimi minuti. Attenzione, perché c'è stato un fallo a palla lontana sulla Padula. Io ho paura di vedere quando lo rinquadrano, sinceramente, Claudio. Sulla Padula, infatti lo rinquadrano ed era abbastanza innervosito, perché il difensore a palla lontanissima era andato a colpire la Padula senza che potesse effettivamente arrivare sul pallone. Intanto c'è un giocatore della squadra ospite a terra per uno scontro al limite dell'area con Barreca, però sembrerebbe che il giocatore rossoblu abbia preso il pallone. Claudio, sì, stava rinviando quasi
No, è andato in contrasto, ma non c'è niente. È Sturaro che è andato a calciare praticamente la sua gamba. Fa male perché gli ha preso il piede, fa male. Voglio capire quello che è successo con la Padula. L'importante è che non si faccia non impazzisca come gli è capitato. 2-0 anche di un'altra formazione, segno solo quelle che avevo già segnato praticamente. 2-0 del Frosinone in casa della SPAL, il gol quasi per caso, segnato caso, la volevo dire. Sì, ti è piaciuta? Molto. Ti è piaciuta? Un gol così dal nulla. Un gol a caso. Esatto, un gol a caso, come il gol che speriamo di trovare noi, perché ci stanno apparecchiando la tavola proprio per andare a mangiarci gli errori degli avversari. Tante volte però questa partita li abbiamo graziati, perché così sembra una cosa ripetitiva, ma è incredibile che ogni volta che la palla circoli nella zona della difesa genoana arriva un pericolo. Sì, ricordiamo che hanno 19 gol subiti, quello è una cosa che mi stupisce. C'è da dire che la partita è molto più divertente rispetto al primo tempo, mentre il primo tempo è una partita molto più tattica, quasi una partita a scacchi. Adesso stanno saltando un po' più gli schemi, ma soprattutto dal punto di vista del Genoa, che non riesce più ad andare a prendere alto il Cagliari, non riesce a fermare le avanzate del Cagliari, come noi però non riusciamo ad essere più incisivi sotto porta. Ne avevamo parlato del motore diesel del Cagliari Ranieri, che molto spesso sfrutta il primo tempo per studiare il proprio avversario, per poi andare a colpire nelle zone che sembrano essere più deboli, e in questo caso l'ha fatto soprattutto con la velocità dei suoi attaccanti il Cagliari, soprattutto con Luvumbo, che fino a questo momento è stato davvero incredibile quando va a superare l'avversario. Sì, qua c'è tra l'altro un brutto contatto in area genoana per il portiere genoano. Andiamo da Vittorio Sanna per farci immergere nella partita, che speriamo sia ripresa. 18-15 con Kospalidis che dà all'indietro per Altare, il controllo di Altare che dà all'indietro ancora per Radunovic. Si prepara il portiere, dobbiamo dire che il Genoa è stato pericoloso con dei lanci lunghi che hanno messo in difficoltà un po' la nostra difesa, e adesso avanza a destro Zappa che tenta di superare l'avversario, pallone che viene dato all'indietro, viene fermato quindi Zappa dall'intervento di Frendrup, poi interviene il nuovo entrato Aps che ha subito ravvivato la squadra genovana con alcune incursioni da destra. Cambio gioco di Badley, va a cercare in questo caso Vogliacco, attaccato a Luvumbo, passaggio a destra, Vogliacco porta il pallone in fallo laterale, poi lo calcia lontano per l'ennesima volta. È l'ennesima volta che Vogliacco, dopo il fischio dell'arbitro, calcia via il pallone, e Vogliacco è già ammonito. È lo stesso che ha dato la spallata alla Padula quando il pallone era fermo. Valeri non vede niente anche stavolta. Makumbu il pallone lo porta all'indietro, lo cede ad Altare ancora a Dossena per Zappa che può avanzare, può portare il pallone nel settore destro, è giunto quasi sulla tre quarti, cerca Makumbu, ancora la palla per Zappa che deve ancora da spingere, palla per Mancosu, arriva la Padula, pallone per Mancosu, intervella il cross e Luvumbo non riesce a inquadrare lo specchio della porta. È andato Luvumbo per colpire, probabilmente non c'è stata deviazione, ha colpito male semplicemente Luvumbo, pallone colpito di testa che poi è carambolato forse sulle gambe, sul cross di Mancosu. Luvumbo è andato di testa ma ha colpito col corpo, la testa il pallone non l'ha visto affatto, non è arrivato nel suo capo. 20° minuto che sta per scoccare, sempre un seggio di 0-0. Martinez, il lancio del portiere a cercare in questo caso un attaccante, il completezza di Dossena, quello successivo ancora in Frendrup, poi ancora è intervenuto Nandez, Makumbu attacca Frendrup, il pallone è da mettere giù perché c'è il fallo da parte di Makumbu, e quindi il calcio di punizione per la squadra genoana. 20 minuti e 20 secondi con Criscito che è sul pallone pronto alla battuta, eccolo il giocatore che sta per calciare il pallone, lo tocca corto per Badley, ma l'arbitro fa ripetere, va verso Ranieri, no, ha qualcosa da aggiustare, vediamo un po'. Si sveste il quarto uomo, vediamo un po', si sveste il quarto uomo e Valeri sta male, ha un problema al polpaccio sinistro, fa vedere con fare ancheggiante
abbassandosi il calzettone, insomma anche abbastanza eccitante la cosa, sta di fatto che dovremmo cambiare arbitro. A voi? E quindi grazie per questo commento Vitto sull'arbitro Valeri, che quindi ci farà perdere un po' di tempo e ci farà andare a letto un po' più tardi oggi, perché dovrà essere sostituito dal quarto uomo. Quella, secondo me, comunque quella seconda munizione era addirittura da VAR, perché quello è sempre giallo, sempre. Quello è giallo, ma una volta che fischi, se butti via la palla lo devi ammonire. Quindi non capisco, perché a volte subiamo noi delle cose proprio che, quando si dice del buonsenso, qui io la trovo anche magari una cosa giusta, che magari può non c'entrare, un po' di buonsenso. A volte stai giocando, non senti il fischio, oppure preso dalla foga mandi via la palla, però ogni volta che succede dalla nostra parte si prende subito la decisione. Quando succede da altre parti non si prende la decisione, perché questa era una parità che loro dovevano finire in 10 dopo che butti via la palla. Assolutamente sì, vedremo se ci saranno altre occasioni per Vogliasco per mettersi nei guai. A questo punto lo speriamo il prima possibile. Intanto l'arbitro Valeri è andato dal massaggiatore del Cagliari a cercare di risolvere il suo problema prima di o dare lo spazio al quarto uomo o effettivamente tornare in campo. Però si perde tanto tempo ed è perdita anche di ritmo questa, perché una partita che si interrompe così spesso, con addirittura l'arbitro che per minuti deve fermarsi, ti può deconcentrare un po', Claudio. Sì, ti fa perdere il ritmo partita. C'è poco da dire, ma anche lui corre, fa parecchi chilometri e subisce infortuni, e quindi c'è da aspettare. Andremo a vedere come rinizierà la partita e andremo direttamente poi nella prossima finestra dal nostro Vittorio Sanna a sentire la diretta. Intanto si scaldano e ci sono probabilmente novità per il Cagliari, perché sono stati inquadrati, se non sbaglio, Paolo Azzi e Pavoletti, che quindi sono pronti a entrare in campo. Vedremo cosa cambierà nella formazione rossoblu. Penso comunque un cambio pari, nel senso uomo per uomo, attaccante per attaccante, esterno di sinistra per esterno di sinistra. Sì, non so chi può togliere sinceramente per Pavoletti. Perazzi uguale, magari uomo per uomo sì, ma Pavoletti non so se toglie Luvumbo o toglie Mancosu o gli fa giocare tutti insieme, perché ci si può aspettare di tutto. È una partita che puoi vincere, soprattutto se continui a spingere come hai fatto, se continui a crederci e continui ad andare in pressione sui loro difensori e soprattutto sul loro portiere. Sì, bisogna attaccarli dove si sentono teoricamente più sicuri gli avversari genoani. Intanto si va per le lunghe, il recupero sarà davvero corposo. Da una parte siamo anche contenti perché avremo modo di sentire Vittorio Sanna e la sua cronaca per più tempo, quindi per un tempo di recupero che a sto punto farà sbalzare anche un po' gli equilibri e le idee riguardo alla partita, perché il timer non darà poi effettivamente il tempo di gioco mancante. Si va per recupero molto all'auto qua. Sì, direi proprio di sì. Un po' lento a fare il cambio, Valeri. E poi richiamano da giocatore, tipo lo richiamano quando devi uscire fuori. Sì. Bisognerebbe dirglielo, dai, forza. Più che altro sono 8 gradi. Sì, oltre a questo. E più che altro poi tra l'altro c'è stato prima il tentativo di tornare a arbitrare esso stesso e poi la scelta invece di passare il testimone al quarto uomo in una partita che adesso è praticamente ferma da quanti minuti? 4 minuti? 4 minuti 5 buoni, minuti sì. Se è tanto, è veramente tanto, ci stanno mettendo piano piano con la dovuta calma. C'è Ranieri che ha le vene del collo gli sono per esplodere dalla tensione, ma chiudiamo bene il cordoncino almeno un minuto per chiudere il cordoncino. È un po' cambia idea, non ce la fa per il cordoncino, quindi fammi la telecronaca della chiusura del cordoncino, ragazzi, ma cosa stiamo assistendo? Per favore, dai, con questo cordoncino ci stanno mettendo Marco Monaldi, quarto uomo, sta per
entrare in campo e dirigere questi minuti che mancano alla conclusione di Cagliari-Genoa. Vedremo quale sarà il suo giudizio. A questo punto ci siamo abituati a Valeri, chissà se magari lo guiderà un po' dal quarto uomo, soprattutto sulle decisioni da prendere e soprattutto anche sulla storia, diciamo così, dei falli di questa gara, Claudio. Per forza, sono dei professionisti e quindi sanno fare bene il loro lavoro, a parte legare il cordoncino. Questa è una delle skills più difficili. Non è facile. Non è assolutamente semplice. Tutti pensano sia semplice, ma non lo è. Ci fermiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con il commento. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e Terre Brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. cantinadisantadi.it. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il cordoncino è stato legato e la gara è ripresa. Cagliari-Genoa può tornare a giocarsi. Il recupero sarà all'auto visto l'infortunio del direttore di gara Valeri, che ha costretto al cambio anche esso stesso in questo caso. Cagliari che ci ha provato in profondità e vedremo un po' come sarà la trama offensiva rossoblù adesso che è entrato un giocatore che può cambiarti parecchio il modo di giocare come Pavoletti, Claudio. Sì, assolutamente. Nel frattempo c'è stato il cambio con Mancosu, tutt'altro giocatore. Ora si può sfruttare chiaramente di più l'altezza del bomber Pavoletti con la Padula che gli fa un po' quel casino, passami il termine, che crea nei difensori già un po' in confusione oggi, quindi potrebbe essere che verranno attratti dal movimento di Pavoletti per lasciare un pochino più libero la Padula. Dobbiamo continuare a provarci nonostante tutto il tempo che si è perso, bisogna ritornare a fare come stavamo facendo poco fa.
Sì, perché poi il Genoa continua a essere con questa confusione in testa che non gli permette di esprimersi in maniera fluida e lineare, mentre il Cagliari Ranieri soprattutto ha scelto di tenere l'attacco pesante, perché poi effettivamente ci sono 3 punti adesso in avanti, con Luvumbo insieme alla Padula e Pavoletti, che può essere la carta in più per creare quella superiorità e lasciare i giocatori con maggior senso del gol e le 2 punte liberi di tirare, Cla. Sì, abbiamo veramente tante occasioni per fare male. Non dimentichiamoci che hanno i 3 difensori tutti e 3 ammoniti, quindi Luvumbo deve fare ancora di più e deve andare ancora di più a puntare uno di questi 3 difensori. Adesso abbiamo più occasioni sia da calci piazzati sia da cross laterali e ci stiamo provando. Makumbu sta facendo una partita veramente importante sotto tutti i punti di vista, perché sta facendo benissimo la fase difensiva, ma quest'oggi stiamo apprezzando anche le sue doti tecniche. Sta ritornando come inizialmente, con in più l'aggressività che magari gli si chiedeva inizialmente. Adesso deve reggere dal punto di vista della concentrazione, visto l'ultimo match in cui forse anche quella è mancata, il penultimo, scusate, quello col Bari, nella concessione di quel rigore. È un Cagliari arrembante, è un Cagliari che ci prova, ma un Genoa che è davvero duro, perché in ogni contrasto mette una rabbia smisurata, se così possiamo definirla, complice anche adesso un direttore di gara e anche quello precedente che lasciava anche un po' giocare in questo metodo, diciamo così. Sì, ha adottato un pochino la regola del buonsenso, soprattutto su qualcuno ammonito ha lasciato correre. Trovo che sia una cosa, a volte anche una cosa giusta se viene fatto sempre per tutte e 2 le squadre in campo, quindi ci sta a volte far correre di più. Non bisogna essere anche troppo severi, perché i giocatori in campo stanno correndo da 76 minuti, hanno una pressione tale da a volte anche perdere il controllo, e questo gli arbitri lo dovrebbero capire. Sì, diciamo che ci vuole un po' di empatia nel mettersi dei panni dei giocatori in campo. Qualche minuto fa intanto brivido incredibile per il Cagliari, perché calcio d'angolo genoano, Sturaro che stacca al centro dell'area e la mette davvero di poco a lato. E comunque dobbiamo segnalarvi l'ennesimo tentativo di suicidio da parte della difesa genoana. Incredibile, ci stanno provando in tutti i modi, passaggi al limite del surreale che sarebbero illegali, quasi trova i giocatori del Cagliari quasi spiazzati, sì. Perché io da giocatore a volte mi trovo spiazzato quando succedevano delle cose del genere. Ti lasciano spiazzati, soprattutto una difesa comunque esperta come questa del Genoa. Dobbiamo approfittarne, perché ce lo stanno servendo su un piatto d'argento. Assolutamente sì, e noi siamo pronti e carichissimi per andare a immergerci direttamente nell'Unipol Domus. Tra pochissimo ci sarà il collegamento con Vittorio Sanna, anzi non tra pochissimo, adesso. 33 minuti 43 secondi, sempre 0-0. Poco fa uno scontro dentro l'area su un cross da destra in Hernandez, si è dato a cercare l'impatto, in questo caso Pavoletti, scontro col portiere e calcio di punizione che dovrà essere battuto. Ci sono tanti 7 che stanno per entrare in campo, il 17 Salcedo e il 77 Dragus per quanto riguarda il Genoa. Martinez che calcia, pallone nella zona di Hernandez che lascia un pallone, non è uscito, pensava di lasciarlo uscire, invece il pallone è sotto in campo dai giocatori del Genoa. Va in pressing la Padula, che invece di puntare il pallone punta all'uomo, gli fa fallo e facilita il compito del giocatore Criscito, che a questo punto conquista un calcio di punizione. Vediamoli i cambi. Esce col numero 11 Gudmundsson e per lui entra il 77 Dragus, mentre per il 17 Salcedo vediamo chi esce il 37, e cioè Puskas. Quindi cambia l'attacco in sostanza, perché Salcedo e Dragus
ci sono due attaccanti. Lancio avanti nel frattempo da parte del difensore Vogliacco nella zona in cui c'è il prolungamento di Aps, palla che termina direttamente sul fondo e rimessa per il Cagliari, affidata a Radunovic. 35 minuti trascorsi, sempre 0-0 il punteggio, con Radunovic che con molta calma ha posizionato il pallone. È una partita più confusa ora perché le due squadre si affidano soprattutto ai palloni lunghi, lo fa anche Zappa ora. Scontro Pavoletti con Badri, va giù Pavoletti sul calcio di punizione per il Cagliari, siamo all'altezza del centrocampo, il pallone viene lasciato da Criscito, viene palleggiato dalla Padura, viene ceduto in questo caso a Makumbu che andrà al calcio di punizione. Si prepara per la battuta Makumbu, 35 minuti e 36, pallone per Altare che allarga verso Azzi, autore poco fa di una bella azione, va ancora in dribbling Azzi, cerca di lasciare sul fondo Sabelli, il cross, Pavoletti non vi arriva, pallone fuori area, Makumbu carica il destro, finge poi il tiro, Makumbu dentro, il colpo di testa, attenzione, va Luvumbo, non riesce a intercettare perché Dragusin non anticipa e Sabelli allontana, ma nella zona in cui va ancora Azzi a recuperare il pallone viene messo giù dall'intervento di Salcedo e sarà calcio di punizione per il Cagliari con Azzi che incita il pubblico del Cagliari a farsi sentire. 36 minuti e 15, il calcio di punizione che lo stesso Azzi sta andando a battere, lascia poi l'incarico a Kurfalidis che posiziona nuovamente il pallone e si prepara a spedire verso il limite dell'area dove ci sono numerosi giocatori del Cagliari pronti a infilarsi dentro l'area per il colpo di testa. La rincorsa di Kurfalidis, tutto pronto, ecco che sta per partire, l'arbitro controlla che stia tutto a posto, Kurfalidis può battere la rincorsa del giocatore, il pallone all'interno, il colpo di testa non riuscito da parte di Pavoletti e il pallone che arriva dritto a Martinez che si può bloccare. 36 e 51 nel corso del secondo tempo, sempre 0-0 tra Cagliari e Genoa, linea che torna allo studio. E quindi vedremo come si concluderà questo match, meno di 10 minuti al termine, un Cagliari che ci prova soprattutto con la ricerca della sua torre, del ritrovato bomber, speriamo che ritrovi anche il gol già da oggi Leonardo Pavoletti, che è fondamentale quando è in campo, Claudio. È fondamentale per tutto il lavoro che fa, di aiuto alla squadra, di punto di riferimento e non solo, anche ultimamente, guarda qua, l'ha sfiorata questa palla, ma anche dal punto di vista realizzativo. È entrato molto bene secondo me anche Azzi. Sì, Paolo Azzi che, come abbiamo detto in precedenza, può essere una soluzione soprattutto nel cercare di creare la superiorità, perché è un giocatore che gioca sul lato sinistro che poi effettivamente usa il destro per giocare il pallone, quindi molto propenso a entrare e cercare di far male con serpentine centrali. Intanto c'è ancora gioco fermo e a questo punto penso sia il tema cardine di questi ultimi minuti, perché il Genoa ora come ora, vista la partita messa in campo, non disdegna anche un po' di tempo perso. Si è fermato Dragusin che sta venendo curato dai medici della squadra ospite, vedremo se ci sarà il cambio o verrà fatto rientrare in un secondo momento il giocatore di proprietà della Juventus. Per ora lascia il campo, lascia i giocatori, anzi i suoi compagni in 10. Vedremo un po' come continuerà. Ancora un cambio per il Cagliari da sfruttare teoricamente per buttare dentro la mischia qualcun altro. Pensi ci possa essere effettivamente questa possibilità negli ultimi minuti, Claudio? Ma non saprei sinceramente cosa toccare, perché hai ancora Milico, Prelec, De Iola, non vedo neanche qualcuno magari qualcuno stanco, ma più che altro li vedo concentrati alla ricerca della vittoria, quasi un Genoa che sta giocando e anche perdendo quel tempo necessario per portare a casa il pareggio. Bisogna stare molto attenti, perché l'ultima partita il Genoa ha fatto 2 gol, uno al 93esimo e uno al 97esimo, quello contro la Spal. Ha fatto l'1-0 al 77esimo se non sbaglio, poi 93esimo e 97esimo, cioè non bisogna mai mollare di un centimetro, soprattutto quando la parità sta solo 0-0. Sì, è una partita ancora da decidere, una partita ancora che può dare tante emozioni e speriamo siano positive quelle che arriveranno al triplice fischio che tra l'altro verrà ritardato di parecchio, perché i minuti di recupero sono davvero impressionanti a sto punto, tra infortuni di giocatori e infortuni
infortuni di arbitri e tutto quanto, diciamo come se si fossero giocati 2 secondi tempi divisi da un time out, così lo chiamiamo. Sì, che poi un secondo tempo molto molto interessante, perché il Cagliari ha fatto anche divertire dal punto di vista del gioco, intendo. Ha preso il sopravvento sulla partita. In fase difensiva è stato buono, ha fatto una grande partita, si è confermato anche oggi De Sena un leader difensivo, è ritornato su 6 passi, Macumbu dando anche tantissima qualità. Kurfalidis dopo un inizio un pochino spaesato comunque è entrato bene in partita. Luvumbo neanche ne parliamo, siamo arrivati, se inizialmente eravamo a 17 ammoniti, ora siamo a 20 ammoniti durante l'anno. Sì, no, quindi è incredibile. Anche oggi un atteggiamento della squadra molto molto buono, ma anche dal punto di vista della prestazione proprio. Serve il gol a questo Cagliari per confermare il buon lavoro fatto fino a questo momento. Intanto la Padula continua a cercare di imbrogliare gli arbitri. C'è stato un lancio in avanti con la Padula che prende a uncino le braccia dell'avversario, poi cade e reclama il fallo. Ok, il mestiere, ma anche queste cose sono allucinanti, veramente. La Padula è veramente un caso studio, da studiare anche queste cose qua, che a volte nelle giovanili qualcuno prova ad insegnarti, quella essere smaliziato, certo. No? E la Padula te lo fa vedere ogni partita. Sì, è un libro per gli appunti, a volte anche evidenti in questo caso troppo. un po' troppo. Intanto ci suggerisce una cosa Luigi, secondo me Mancosu andrebbe lasciato libero di creare, di svariare da destra a sinistra con un po' più di libertà. Cosa ne pensi, Claudio? Può essere effettivamente un ruolo più congeniale al suo utilizzo? Ma penso che sia quello che gli ha chiesto il mister, perché oggi è vero che è partito più centrale della posizione dove lui preferisce stare, quella dietro le 2 punte, ma poi avrà anche il compito, diciamo, di fare quello che si sente, cioè di cercare lui la posizione più adatta dove ricevere palla, trovare lo spazio giusto in modo da farsi servire, perché lì, come stai chiedendo tu giustamente, se sei nella zona centrale e rimani là, ti vengono a marcare, se poi ti chiami Mancosu ti vengono a prendere, ti vengono anche a raddoppiare, quindi devi stare molto in partita per cercare tu la tua posizione. Assolutamente, vedremo se riuscirà anche a trovare il gol o un'assistenza nelle prossime partite Marco Mancosu, che è davvero una pedina fondamentale in queste ultime uscite cagliaritane. Punizioni, c'è un po' di stanchezza anche nelle scelte dei giocatori, abbiamo visto anche delle punizioni sprecate pochi istanti fa. È dura tenere questa tensione per 90 minuti, Claudio. Sì, è dura e non è facile quando trovi un muro di fronte, un Genoa che si difende, non ti dico bene, però 11 dietro oltranza. A oltranza, 11 dietro la linea della palla, non è facile sfondare. Non bisogna comunque farsi prendere, ma anche dalla fretta, perché veramente dà la sensazione che questa partita può essere sbloccata da un momento all'altro. Manca davvero poco al 90esimo, che non sarà accompagnato da un recupero breve, sicuramente si va sopra i 5 minuti penso di recupero per il match tra Cagliari e Genoa. Intanto cambia un altro risultato in Serie B, perché il Modena in casa va sotto contro l'Ascoli quando manca un quarto d'ora, e il gol di Mendes per ora sta decidendo questa partita. È arrivato anche il terzo gol dell'Arsenal in casa contro l'Everton, terzo gol della squadra londinese, la rete di Odegaard su assist di Trossard. Dato qualche istante fa fermato la Padula per un fuorigioco di cui si è lamentato parecchio, Claudio. Sì, sarebbe da rivedere, però in quel caso ci poteva arrivare anche Luvumbo, mi sa che si è un po' messo in mezzo all'azione, sì, perché poi Luvumbo l'avrebbe sverniciato se non sbaglio Dragusin, sì, e quindi si è messo in mezzo, poteva essere dubbio, ma tra l'altro Dragusin già munito, così come tutta la retroguardia, tutti e 3 i difensori centrali del Genoa. Fuorigioco che non era veramente millimetrico sulla linea del centrocampo, quello non dovrebbe mai essere sbagliato, giusto, è una delle cose che ti insegnano più basilari. Sì, ma anche qui hai visto come era messa la difesa, cioè, sì, era completamente tutta nella metacampo cagliaritana, cioè, assurdo. Non sta funzionando qualcosa più di qualcosa nella difesa genoana. Intanto
intanto giallo anche per un giocatore del Cagliari, si tratta di Makumbu, che è andato veramente duro su Badel e quindi becca anche lui la sanzione. Noi abbiamo terminato per ora il nostro tempo e siamo pronti per il finale, pronti a immergerci con la cronaca di Vittorio Sanna. Calcio d'angolo per il Genoa, vediamo 8 minuti di recupero, non sono tantissimi, bisogna dirlo per quello che è stato perso. Parte l'angolo per il Genoa, palla nel mucchio, il colpo di testa, attenzione, la palla sfila dall'altra parte, viene inseguita dai genoani, data all'indietro per Criscito all'indietro ancora per il portiere Martinez che si prepara al rilancio, calcia in questo momento andando in diagonale, là dove c'è la Padula, il colpo di testa di Sturaro, la palla in fallo laterale, la rimessa in gioco è per il Cagliari, la partita è confusa e a me questa cosa piace poco perché nella confusione può capitare veramente di tutto da una parte e dall'altra. Le due squadre ormai giocano con pochi schemi tattici e con molta iniziativa personale e devo dire che lucidità ne vedo poca, soprattutto dei giocatori del Cagliari, e questo mi preoccupa particolarmente. Anche l'azione di poco fa di La Padula che non ha lasciato correre Luvumbo è un segnale. Attenzione a Salcedo, la palla all'indietro da questi verso Badoli ancora a sinistra nella zona in cui agisce Frendrup che può avanzare, scarica a sinistra ancora dove c'è il 77 Dragus punta l'avversario, si accentra, va a cercare ancora Frendrup dentro l'area, il tocco per Dragus, ancora Nandez, Dragus che recupera, il pallone è dato ancora all'esterno dell'area per Dragusin, attaccato a Luvumbo, arriva poi a ribattere Azzi, il pallone recuperato per un attimo dal Genoa, poi non riesce la Padula a riconquistare il pallone che carambola all'indietro su Criscito indietreggia ancora e va su Martinez. Vedete, il Genoa si affida al lancio lungo e questo permette di evitare problemi, se non nella ripartenza, e sta attento a questo. Apso in avanti, il tentativo di alzare, la palla è ribattuta, attenzione per il pallone, finisce dall'altra parte con l'attacco di Stabelli dentro l'area, Stabelli si libera l'avversario, murato al momento del tiro, poi ancora l'interno di Favoletti che non riesce, il pallone è ribattuto, Makumbu che può partire, speriamo che nel caos sia il Cagliari, palla per la Padula, è molto più lento di Vogliacco che va a prendere il pallone e a metterlo in fallo laterale, Nandez che rimette in gioco, la palla per Makumbu, Girardino che a momenti entra in campo richiamando i suoi, ancora Makumbu, tenta di andare via e vi riesce la guardia di Badoli, Makumbu al cross, il colpo di testa a liberare il Sturaro, poi Kulfalidis, il destro murato, Badoli di testa verso terra, ve lo spiego poi, pallone ancora intercettato da Dragus, ma c'è il fallo e calcio di punizione per il Cagliari. Badoli praticamente è andato a colpire il pallone di testa verso terra, è una cosa che ho visto raramente, ma devo dare a Badoli quel che è di Badoli, il pallone arriva verso terra e lui si è tuffato in avanti per colpirlo di testa. 47 minuti, 46 secondi, ne mancano ancora tanti, ne mancano 5 e mezzo alla fine, c'è sul pallone in questo caso il giocatore del Cagliari, si tratta di Kulfalidis, pronto alla battuta, indietreggio a Makumbu, tutto pronto per lo spiovente all'interno dell'area, la rincorsa di Kulfalidis, tutti piazzati, parte Kulfalidis, è in fuorigioco altare, il colpo di testa con il Genoa che ribatte, pallone ancora colpito da Azzi, fuorigioco ancora in altare, pallone che viene poi allontanato da Apps, attenzione, nella zona di Makumbu, ma l'arbitro alza il braccio per il fuorigioco che vi ho detto e che per fortuna interrompe l'azione che per me era pericolosissima. Makumbu nel duello 1 contro 1, per quanto era in vantaggio su Salcedo, comunque uno di quei palloni da tenere d'occhio. 48 minuti e 31 con il portiere pronto alla battuta, Martinez che invita ancora i suoi a calciare, invita i suoi a salire, con l'arbitro che fischia perché Martinez adoperi il suo piede destro, calcia altissimo il pallone, il colpo di testa di Dossena, poi Nandez, ancora in avanti, la ricerca di Pavoletti, il colpo di testa di Vogliacco, ancora un colpo di testa, col pallone che non passa, tenta ancora una volta il Genoa di sfondare, poi Pavoletti a destra per Nandez che lascia passare il pallone per un attimo, che l'assistente dice che era uscito, io qualche dubbio ce l'ho, più di qualche dubbio ce l'ho, il pallone secondo me non era uscito del tutto. 49-17, la rimessa con le mani affidata ancora ad Apps, eccolo Apps pronto a effettuare la rimessa con le mani, va a cercare Salcedo, il colpo di testa di Dossena, il pallone che carambola ancora nella zona in cui agisce il 32 Frendrup, ancora per Salcedo, all'indietro per Frendrup, di prima l'anticipo del solito, incredibile, straripante Dossena, il colpo di testa di La Padula, il pallone ancora ribattuto da Vogliacco nella zona in cui c'è il colpo di testa di Salcedo, ma c'era anche un fuorigioco
da parte di Dragus, è ancora Dossena che va a riprendersi il pallone, lo protegge e conquista anche la rimessa con le mani. Un vero leader della difesa, Dossena, da quando è entrato sta caratterizzando la sua stagione mostrandosi il più affidabile di tutti. Dossena che riceve la rimessa con le mani, dà nella zona di Altare a sinistra per il controllo di Azzi, che va a calciare avanti per Pavoletti, che spizzica per Luvumbo. Dragusin riesce a ribattere in acrobazia, Pavoletti ancora di testa, lo stop da parte di Badli, il pallone nella zona di Aps, di prima verso il Frendrup, poi il tacco per Aps che tenta di scattare nel settore di sinistra, 5 minuti e 50 nel corso del tempo di recupero. Aps va verso sinistra, il cross ribattuto da Makumbu in calcio d'angolo, 50 minuti e mezzo, quindi 5 e mezzo già giocati, 2 e mezzo a giocare di quelli che sono stati dati per il recupero. Va con molta calma, in questo caso Sturaro, a battere il calcio d'angolo e ha bisogno di essere sostenuto perché se la prende veramente con calma, e arriviamo così al 51esimo. Rimarranno 2 minuti, ma intanto c'è un calcio d'angolo in favore del Genoa che si porta in attacco. È tutto pronto con Sturaro che sta per calciare verso l'interno dell'area, la rincorsa da parte di Sturaro. Ecco che il suo pallone verrà mandato nel mucchio, parte ora, viene accaricato il portiere e infatti l'arbitro interviene per assegnare il calcio di punizione alla squadra cagliaritana. Rimangono 90 secondi circa da giocare in questo finale, 0-0 il punteggio, con Radunovic pronto a calciare. Ecco che Radunovic sta per battere il pallone, lo batte ora altissimo nella zona in cui va Nandez a saltare, il colpo di testa invece è di Criscito, nel settore di sinistra tiene Frendrup il pallone per un attimo ma poi esce, la rimessa con le mani in favore del Cagliari, arriva a favore di Makumbu la palla, poi può effettuare la rimessa in gioco, cade un altro pallone dentro, lo manda fuori Dossena, la rimessa in gioco di Zappa, mentre non si sovrappone nessuno a destra, Zappa non sa chi dare il pallone, va a cercare ora Hernandez, messo giù da Aps, l'arbitro non fischia, dice che è semplice rimessa dal fondo e si tratterà quindi di una rimessa in favore del Genoa a 1 minuto dalla fine. Ecco pronto ancora una volta il portiere a prendere tempo, porta il pallone con l'esterno nel limite dell'area piccola, 52-13, viene invitato a calciare frettolosamente, l'arbitro va a indicare di battere ma Martinez prende il tempo che gli serve, 52,5. Ecco che batte in questo momento, palla che cade nella metacampo del Cagliari, c'è il fallo di Salcedo, arbitro che fischia, vediamo se ci rimangono 30 secondi. Nandez finta di battere, lascia il compito a Zappa che deve necessariamente battere, diteglielo, batte in questo momento, pallone verso il fronte d'attacco, il colpo di testa tentato da Pavoletti, la palla allontanata da Badley nella zona in cui va a saltare Altare, c'è fallo su Altare, l'arbitro non fischia neanche stavolta, assegna la rimessa con le mani al Cagliari, ma è scaduto all'8° minuto, vediamo se dà il tempo di continuare, non fa continuare, finisce 0-0 l'impegno tra il Cagliari e il Genoa e diciamo che lasciamo un po' di amaro in questo campo perché secondo me abbiamo accettato la corrida un po' troppo presto nel corso del secondo tempo, invece di tentare ancora di giocare al calcio con Mancoso sarebbe stata secondo me un'altra cosa, un'altra trama, e invece ci siamo affidati ai lanci lunghi nella speranza che a far la guerra si potesse riuscire a trovare il varco giusto, e invece nel far la guerra abbiamo trovato un altro esercito combattente che ci ha ribattuto colpo su colpo e che forse ha trovato il suo modo di giocare proprio in virtù delle scelte del Cagliari. Ripeto, probabilmente un po' d'ordine in più, un po' di calma nel finale, visto che il Cagliari stava riuscendo a pressare il Genoa, sarebbe servito maggiormente rispetto a questo ping pong che si è poi acceso in mezzo al campo, che non ha portato alla realizzazione, anzi secondo me ci ha portato anche a correre qualche rischio nel finale, proprio perché nella confusione la tecnica dei centrocampisti e degli attaccanti del Genoa poteva anche riuscire a trovare la soluzione, mentre i nostri, in particolare la Padula e lo stesso Pavoletti, hanno cercato molto di più lo scontro fisico e atletico di quella che è la tecnica pura. E quindi un commento finale a questo Cagliari-Genoa. È stata una partita che speravamo di vincere, ma purtroppo non siamo riusciti a sbloccare, una partita difficile, confusa e che non ha visto le trame realizzarsi. Claudio, un commento finale sul match prima di salutarci.
Un commento finale è un peccato perché è vero, come dice Vittorio, con un po' di pazienza in più magari riuscivi a creare quelle azioni un po' più nitide, quelle palle più importanti da gol. È un Cagliari che deve ripartire, deve ritrovare questa vittoria che quindi manca ormai da 4 giornate, 3 pareggi consecutivi. Vitto, domenica siamo a Brescia, cosa ti aspetti? Dobbiamo vincere in trasferta, cioè ormai non possiamo più stare lì ad aspettare i risultati, dobbiamo fare qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto. Anche stasera secondo me bisognava fare qualcosa in più. Il Cagliari peraltro mi è parso crescere proprio nell'organizzazione di gioco, e se avesse accettato ancora di giocare invece di, ripeto, di metterla semplicemente sul piano atletico, a mio giudizio potevamo anche trovare il gol. Ci salutiamo Vitto, ci sentiamo domenica alle 15. A domenica, grazie e buona giornata a tutti. E quindi ringraziamo Vittorio Sanna per essere stato con noi, ringrazio Claudio Pani, ciao Claudio. Grazie a te Andrea e buona serata a tutti. E noi ci salutiamo, vi lascio con i programmi come sempre di Radio Super Sound. Questo era Suon di Gol che torna domenica alle 19 per Brescia Cagliari. Io sono Andrea Sanna e vi lascio sempre con la nostra programmazione, la programmazione della radio che l'accendi e ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solai spumante brut metodo classico e terre brune, Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. Cantinadisantadi.it. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your hill, 'cause with the birds I'll share this lonely. With the birds we share this lonely view. With the birds we share this lonely view.
lonely view, and with the birds that shed it's a lonely view, and with the birds that shed it's a lonely view. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I share, with the birds I share it's a lonely view, and with the birds I share it's a lonely view, and with the birds I share it's a lonely view. C'è un ricordo che porta il tuo nome, ogni tanto mi viene a bussare. Non ti scrivo per farmi del male, sarebbe autoreferenziale. C'è un silenzio, c'è scritto il tuo nome, come un altro da collezionare. Sei la frase che appunto ogni giorno su un foglio mentale. Lo sai, pensarci troppo non fa bene, come quei turisti tristi, incontrati 1000 volte, giravuote senza voglia e direzione. Quando chiama la tua voce, telefonami, tanto non lo facciamo più. Di quanti argomenti che non sono noi due potremmo parlare per ore o anche per sempre. Telefonami. Imparato che siamo diversi, assodato che siamo complessi. L'attitudine è troppo prudente o troppo sentimentale, raddoppiando riuscite e difetti, agitandoci per mescolare. La somma a volte non torna, ma almeno è spettacolare. Tu dall'altra parte del mondo, forse ormai ci credi poco alle promesse maledette, ma non riesci a non fidarti, a non cascarci quando senti la mia voce. Telefonami, tanto non lo facciamo più. Di quanti argomenti che non sono noi due potremmo parlare per ore o anche per sempre. Telefonami, anche se non si usa più. Domandare se è tardi quando ripartirai, se a Parigi c'è ancora quel time che costa niente, che costa niente. Come le canzoni tristi, riascoltate 1000 volte, non riesco questa sera a fare a meno di sentire la tua voce. Telefonami, tanto non lo facciamo più. Di quanti argomenti che non sono noi due potremmo parlare per ore o anche per sempre. Telefonami, telefonami. Di quanti argomenti che non sono noi
Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sartoria Olympic, l'atelier che da oltre 30 anni soddisfa la clientela maschile con abiti di pregiata fattura, camiceria su misura e servizi sartoriali personalizzati. Sartoria Olympic, la sartoria su misura per ogni uomo e per ogni occasione. Via Giovanni Battista Venturi 12 a Cagliari. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte, dal 1960. cantinadisantadi.it. Cifadda è il bomber del fai da te. Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua. Cifadda, il brico 100% Sardegna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette, crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. L'accendi, ti accende. Punturina di Tintu Tintu Tintu. This is all you can dance, turning out the radio. Everyday people on air. Lift your hands and voices, free your mind and join us. Baby, it's all you can dance. Whoa, all you can dance. Oh, all you can dance. Oh, all you can dance. Oh. Ciao a tutti, eccoci qui, buon 1° di marzo, parte anche oggi All You Can Dance, il programma che ti spacca i vetri delle credenze ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Come state? Sapete che è un piacere essere qui con voi. Adesso non è per fare il lecchio, però io ogni giorno non vedo di cominciare e penso chissà come stanno, cioè chissà cosa hanno fatto, chissà cosa stanno facendo, chissà se sono in macchina, in palestra, chissà da dove ci ascoltate, beh fatecelo sapere. Un abbraccio ancora una volta, oggi mando abbracci così a profusione, sembro Rosa Chemical, adesso vengo lì e vi bacio sulla bocca tutti quanti. Partiamo subito, il primo è di Jack Jones, il suo ultimo singolo si chiama Whistle. All You Can Dance. Baby, if we only got tonight, then I wanna spend it by your side. If you wanna give love one last try, just put your hand on your heart and whistle. Baby, if we only got tonight, then I wanna spend it by your side. If you wanna give love one last try, just put your hand on your heart and whistle. And I'll come back to you. Whistle. Whistle. Just put your hand on your heart and whistle. Make it right. Can I change your mind? I'll do anything. Give me one more try. I'll be there if you want me to. Give me one last chance to be there for you. Baby, if we only got tonight, then I wanna spend it by your side. If you wanna give love one last try, just put your hand on your heart and whistle. And I'll come back to you. Whistle.
If we only got tonight, then I wanna spend it by your side. If you wanna give love one last try, just put your hand on your heart and wish, and I'll come back to you. Just put your hand on your heart and wish. Oh yeah. Just put your hand on your heart and wish, and I'll come back to you. È molto carino l'ultimo singolo di Jack Jones, si chiama Whistle, quello che ha aperto ufficialmente la terza puntata della settimana, 1 di marzo. Siete, come già detto poc'anzi, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Che bello questo titolo Whistle, che sostanzialmente significa fischietto. Ce n'era uno famosissimo uscito qualche tempo fa a proposito di pezzi che si chiamano Whistle, era quello di Florida, ve lo ricordate? Ma certo che sì, dai. Nella musica dance di Whistle ce ne sono parecchi. Vabbè, c'era quello di Frankie Knuckles, famosissimo Whistle Song, con quel fischietto che ti entrava veramente in testa e non usciva più. Poi ce n'era uno più tamarro, magari insomma quelli che l'hanno vissuto se lo ricordano. Era Molella con Whistle Party, questo qui. Questo era bella, è bello aggressivotto. Questo era bella, mi è uscito gusto. È partito il tamarrometro, come potete sentire. È lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 ai 10, ma è lo strumento che ti serve e dice, ti avvisa, dice, oh, guarda che se continui ad ascoltare musica così e qualche vicino si arrabbia, poi chiama i carabinieri, cioè serve a quello. Molella, Whistle Party. Stiamo parlando del 2002, mi sa, o 2001. 20 anni fa, mamma mia. Ogni scusa è buona per fare i tamarri e allora torniamo ancora più indietro, ce lo spariamo nelle orecchie dal 1993, Calcio Beat, Mr. Vane, la versione è quella remix. Mr. Wrong, call him Mr. Vain. Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him insane. It's a I know what I want and I want it now. I want you, 'cause I'm Mr. Vain. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause I'm Mr. Vain. Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him Mr. Vain. Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him insane.
Mr. Wrong, call him Mr. Vain, call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him insane. He'd say, I know what I want and I want it now. I want you, 'cause I'm Mr. Vain. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause I'm Mr. Vain. Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him insane. You Can Dance. L'originale, ne abbiamo già parlato, era di un sacco di tempo fa, se non sbaglio 50 anni fa, mamma mia, 1973, i Doobie Brothers con Long Train Running, e questa è la versione remix di Bougainville. Tra poco torniamo con All You Can Dance. Radio Supersound. This is All You Can Dance, turning up the radio. Everyday people on air. All You Can Dance. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè con limone contro l'hangover, sembri una foto mossa. E siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai.
nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo libri sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Cazzo le persone, quante parole senza mai una risposta. E siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi, dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera. Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita. E l'ultimo singolo di Marco Mengoni si chiama Due Vite, la versione remix è quella di Socievole insieme a Dadal Wolf, che ci piace un sacco, non a caso la suoniamo quasi tutti i giorni qui in All You Can Dance. Vi ricordate l'escursus musicale di Mengoni? Lui vinse X Factor, oddio, già un sacco di tempo fa, sono passati 14 anni, era il 2009 e a tal proposito sapete che noi ce ne intendiamo e ci cibiamo di musica dance. Vi ricordate quali erano i 3 dischi più ballati in Italia il 1 marzo del 2009? Se la risposta è no ve lo dico subito. Al numero 3 c'erano i Rio con When the Sun Comes Down. I will lift you up, we can feel it up, feeling love around when the sun comes down. People give